Eccoci qua, voglio, scusatemi 2 minuti di ritardo perché mi ha piaciuto un caffè, ho anche le prove per farvi vedere la mia buona coscienza, cioè la mia onestà, nel senso ecco qua, guardate è pure fornuto, non so se si vede da qua di ci ha messo 2 kg di zucchero Ind, comunque ha bevuto un caffè, ma non mi chiede se avete nasce mai questo qualsiasi caffè, di solito esce subito perché cioè esce subito quando stai calmo il caffè esce subito, quando vedi presto ne esce mai, nonostante io abbia messo una fiamma altissima che sembra a rischi su un binario o palazzo, però comunque vabbè niente, comunque detto questa cosa, che volevo dire? Una cosa, poi io stasera prima di iniziare lo dico perché se no mi scordo, è meglio che lo dico mo e qui ci sta un mio amico che non posso dire il nome perché Ait non dice il nome, vabbè, comunque facciamo finta che si chiama Ciro, ma non si chiama Ciro, si chiamano, stai dicendo un nome vero. Comunque, in pratica lui ha detto una bella cosa, ha detto un'idea, ha detto guarda Fabio, facciamo una cosa durante la diretta, essendo che suo non aspetta un figlio, questo amico mio, e non sapeva ancora come la dai a sto figlio, ha detto Fabio, facciamo una cosa, mentre fai la diretta, ora si giustamente i compagni tu e cose riescono a trovare un uomo per mio figlio, allora parte da ora, durante tutta la diretta, questa diciamo chiamiamolo come la mai chiamata, no, la scommessa no, però ci si viene un bello nome a mente, lo scrivete e vediamo, casomai stasera è cazzo che troviamo un nome a sto figlio e sto compagno mio e sarebbe una bella cosa, cioè sarebbe il primo, la prima, no, casa caduta, perché è ancora piccirilla, quindi non è ancora una casa caduta, lo diventerà sicuramente, essendo figlio di questo amico mio, comunque sarebbe la prima volta che troviamo diamo un nome a una creatura, a un essere umano, noi case cadute che diciamo, battezziamo un essere umano, quindi questa è la cosa che vi propongo, il gioco che vi propongo questa sera. Intanto 49 spettatori, voglio buonasera a tutti quanti, veramente mi fa piacere che stasera siamo subito in parecchi abbastanza presto, diciamo, prima di solito ero a 10 minuti, voi siete casa caduto come me, quindi fate anche voi dei ritardi, però mi fa piacere che state qua. Allora, poi dopo poi ci sarà l'ospite ovviamente alle 10, non vi dico ancora chi è, perché a città poi stasera facciamo una sorpresa ogni tanto, si lo dico a finire, però non fa aspettare a Ricky Martin oppure non lo so, che ne so, ma boh, Michael Jackson è morto, sì, cioè, Michael Jackson, cioè, non vi aspettate chissà chi, nel senso che è un guaglione che sicuramente conoscerete, però va aspettare che bene Maratona, questo voglio dire. Comunque, che volevo dire? Ah no, dice il mio amico, mi ha scritto mo su Facebook, dice che è maschio suo figlio. No, vabbè, ma è agito figlio perché mi ricordavo che era maschio. Quindi si parte col totonome, chiamiamola così perché se c'è un cazzo la chiama questo gioco, il totonome, va, il totonome. Allora, no, devo salutare, devo fare i saluti perché ci stanno ovviamente la sfilza infinita di case sgarruppate, Cason fa salutare ogni settimana, quindi è dedicata sempre a loro la prima parte della diretta. Allora, chi c'è sta? Giovanni Russo lo saluto, Luigi Di Lorenzo, Gennaro Noto, noto a chi non lo so perché penso che si conosce Solis, poi c'è sta Andrea De Leva lo saluto, a lui e la sua fidanzata Sveva, dopodiché mi dice di salutare pure a chi? No, no, a lui e la sua fidanzata Sveva. Poi c'è sta Gaetano Piacente, grandissimo, lui lo voglio bene, mi segue veramente sempre, quindi lo saluto con grande affetto. Simone Catapano, Valentina Catanzaro da Crotone, a Valentina mi dimentico sempre di dirgli, con Crotone il suo primo posto in Serie B sta scassando malamente, quindi onore a te, a Crotone, sta squadra della Calabria che stavano in Serie A, a me mi fa piacere perché sono sempre per le piccole squadre, per le piccole realtà, mi piace vedere queste storie. Antonio Adornetto, grandissimo, lo saluto, me l'hai mostrato ieri e quindi lo voglio bene, gli mando un abbraccio. Pasquale Martuscillo, grandissimo anche lui. E poi passiamo a salutare chi invece me l'ha scritto sotto i commenti. No, chi sta scritto qua? Eccolo qua, commentato il tuo post, prima che ha già salutato. Allora Fabri, salutami Cristiano Amoroso, grande, Luca Sacco, poi c'è Santo, nella Lungo, con tutto che non me l'ha chiesto la voglio salutare io perché la voglio bene, mi segue veramente spesso qua su Facebook, commenta, è sempre molto attiva. Poi c'è sta Giovanni Russo, mi pare che già l'ha salutato, lo saluto di nuovo, in da scordate, non si può mai sapere. Lello Pelliccia, grandissimo, che mi manda sempre che Lucazzi e link che la banana, che, cioè andatelo a vedere su Facebook nei commenti, mi manda sempre sta banana che è particolare, una banana che caccia la banana fuori, non lo so spiegare, però io devo lavorare che
è molto che cazzi, che è Simone Sergio, c'era lo saluto, ma grande Simone, poi c'è sta Simone Longobardi, doppio Simone, mi saluti, nato Simone, io tre Simoni consecutivi, non si era mai avvenuto, Simone Longobardi, Simone Sergio, no, Simone Sergio non a volta, sta a casa Caruso, dice mi saluti a me e lo Scampia Rugby, addirittura stasera anche una squadra di rugby, salutiamo lo Scampia Rugby, e Pietro Casale, poi chi c'è sta più, non voglio scordare nessuno, che poi faccio di cazziate, là dove mi salutato, allora no, non esiste, veramente, ma ci applicare sta volta, e devo non dimenticare, ma non devo dimenticare nessuno, allora Gabriele pure sotto video che ci fatto prima che ha già salutato, Ciro Oliviero, eccolo qua, lo vedo già, Luigi Mbimbo, ma così si chiama, Luigi Mbimbo, si chiama Arianna Iodice, Checco Coto, o Cotò, non lo so, Coto, non lo so, Marica di Somma, Alfredo Dulvi, Raffaele Tuccillo e il grandissimo chi c'è sta? È Jenny Bianco, il trio delle meraviglie che un giorno, cioè forse lunedì prossimo, ospito loro, che non sono altro che tre guaglioni che mi seguono sempre, li ho anche conosciuti a due dei tre, ad Afragula, quando detto ma fa un raduno con Diego, con Raffaele, con Camera Migliaccio, li conobbi, ebbi l'onore di conoscerli. Poi c'è sta Maria Cristina Oliva, grandissima, e abbiamo quasi fornuto, Renato Bencivenga, non ci scordiamo insieme a Maron, e Lorenzo Calò, poi chi ci sta più, Imma Kame Maiello, così sta scritto Kame, non ci credo che hai aggiunto questo nome, e poi basta, oggi abbiamo finito, finalmente abbiamo finito i saluti che questa sera sono durati giusto forse 4-5 minuti, non è male, è un record, di solito andiamo avanti per 10 minuti poi che saluto, però ce li siamo tolti dalle palle, no, diciamo no, dalle palle no, per ora amici scatolo, 69 spettatori, veramente sono sorpreso, ogni tanto guardo questo, no, e sto guardando pure un'altra cosa, perché all'anime di destra vecchi, no? Non so se vedete questo coso che sta a fianco a me, mo stasera facciamo tipo il mercatino dell'usato, no? Poi ci riesce un compagno mio, non so se mi sta bene, si chiama Gianni, e Sim Severen, Gianni, ma l'hanno la casa caruto, casi, perché mi ha messo su un broglio mio, no? Che è ma vi spiego la storia. Questo praticamente è è un modem, no? Per andare su internet. A su maniera mica, la prossima volta mi è meglio come faccio i cazzi miei. Gli ho detto che sono riuscito a vendere una cosa su Spock. Mo Spock che è un'applicazione che secondo me avete visto pure fa pubblicità in televisione, che praticamente tipo subito.it si vendono le cose, cioè tu fai una fotografia alle cose usate che c'hai che ti puoi vendere perché non tieni spazi, perché non ti servono o perché non usasci. E quindi c'è guarda, su un bagno lo incontro e mi dice guarda Fabri, so che a vendere una cosa, cioè lo stai venendo a vendere questa cosa. E dice guarda, ma proprio su Spock che io ho aggiunto una pizza di caldaia, voglio una caldaia, lo sapete, no? Una caldaia grande. Io sono riuscito a venderla su questo Spock, ma giusto per provare. Ho detto, ma fammi vedere, perché sta bruciando rubevo quasi ora, dopo un muscarico voglio dire proprio quando vado. E buono, facci il foto alla caldaia, che se mi sono corrido questa caldaia c'è scassato, cazzo, io sempre a tutti i piraind, perché mi sono in un corridoio, cioè sto in un corridoio che sto io, cioè, a casa mi sta sto corridoio dove praticamente è buio e quando cammini poi ti sei accorto a nuccare che cosa, che va tutto andando mobile, con chi va sempre a tutto andare su scatola la stessa caldaia e mi stai facendo pure male, ma mi facendo male pure ritrovo perché una volta c'è un qua c'è in testa, ma è ti morto che mi dico proprio. E comunque boh, c'era là sta caldaia mia, perché si è proprio mesi di via, e dice, boh, sai che c'è, tu mi scarico questo Spock, provo a vendere questo oggetto e vedo che succede. 2 settimane non mi caga nessuno, dopodiché uno mi fa un'offerta un po' là, con chi subito si accetta, con chi se ne appiglia la caldaia, con chi ha aggiunto la caldaia, chi non ci potevo credere. Allora, memore di questa cosa, cioè ci sta su compagno mi guarda, ma perché non provi pure tu a scaricare su cazzo di Spock e per provare a vendere là in coppa la roba che ti serve, no? Stupide stravecchie che ha fatto, ma il Fabio fallo tu perché io tengo telefono cesso, non posso fare fotografie, e ci sta buono, io non a casa ti faccio le fotografie e me ne vado. Stu figli e bucchini sono stati cazzi a casa su, o tanto che ha fatto mi ha portato su qualsiasi cosa mesmo, non è che occupa spazio questo qua, però all'anime di tempi viaggi scaricato lo Spock per me lo imbrogliare, si mi ha portato un imbroglio, ma questa era la cosa, e all'anime di tempi la possiamo farci i cazzi miei, non ce lo dico. Vabbè, comunque questa è la storia che vi volevo raccontare. Dopodiché mi vado a collegare su YouTube perché, scusatemi se stasera vi faccio aspettare, nel senso che
poi manca la puta pagina YouTube, vedo che casa caruto, per andare a vedere chi sta collegato, per andare a vedere chi sono questi 67 spettatori. Allora. Infatti guardate quanto sono stato talmente caso che mi ha fatto su Caffè Pressi Press che non sono stato capace di aprirmi la pagina di YouTube. Allora, tra poco iniziamo la diretta, eccola qua. Allora, mi piglio il link stesso da quello che ho pubblicato io. E sono curioso se avrei su fatto se avete già sparato dei nomi per questo amico mio che voglio sapere se praticamente se praticamente avete già sì, pensi di sì, avete già commentato con qualche nome di questo stasera c'è questo gioco, il Totonome. Allora, mo ci metto in culo a YouTube perché devo togliere la mia voce, io la fa un bocca stasera, te la levo subito. Ecco, questa è una delle prime serie dove non sento la mia voce indifferita, però non vedo anche i commenti perché poi ci vogliono 2 secondi per attivare i commenti sulla mia destra. Infatti mo è tutto bianco, non ci sono i commenti, ma arriveranno, eccoli qua, già sono arrivati. Allora, vediamo chi è che ha commentato per prima, ma ogni tanto mi escono qualsiasi cosa, vuoi moderare, il moderato, ma ci facciamo una fu, chi si pensa che siamo tutto quanto work e scostumato che scrive parole qua, dice la mia diretta c'è da pochi, ma anche nessuno che scrive le cose dove ci serve un moderatore, ma che ci fa si vede che uno scrive una strutturata, rispondo proprio, vabbè comunque, Simone Sergio saluta, eccolo qua, lo scambia, già te lo saluto, a noi la Lella si è hit, poi c'era Totonome o Toto Cutugno, non mi ricordo, Totonome, no, Toto Cutugno, veramente, cioè gli schifi, no, poi Toto, perché è il diminutivo di Salvatore. Comunque, rinnoviamo i commenti perché questi commenti i Vindoro fa. Passion for Play, secondo me Alessandro è bello come nome. Partiamo subito con Alessandro, un po' semplice, secondo me mi permetto di dire la mia. È un bel nome, però Alessandro, ci facciamo io. E che cazzo, pure io gli chiamo pure Alessandro, però cioè, io da voi esigo un attimo di fantasia, no? Chiamalo Fabrizio, dice Vincenzo De Falco. In effetti, guarda, stavo cercando il tuo nome, che detto, non posso dire come ti chiami. Come il nome fin qua da essere Ciro, cioè fin da questo mio amico si chiama Ciro, perché la chiama Ciro quando all'anime che vive, non lo so, forse la moglie, cioè se piglia collo se sappia che lui ha messo questo nome in mezzo. Vabbè, comunque dice un ragazzo che mo mi ricordo, chiamalo Fabrizio, ma in effetti guarda, no, perché sono chi però forse guarda, il mio nome a me mi è sempre piaciuto, quindi Fabrizio non sarebbe male. Comunque chi è casa? Sergio Bernardo Cerundenga Ciaccarello, non so perché all'improvviso esce questa cosa in mezzo Giovi giù, ciao Fabrizio, come va? Tutto bene? Ho saputo che forse finalmente sotto casa mia si aprirà l'MD spese con la palla. Questa è una notizia che a me fa veramente mi piace moltissimo. Domenica De Rosa io lo chiamerei o Roberto o nonno Beppe, veramente guarda, mi fate divertire, mi fate sorridere. Poi, per esempio Roberto ovviamente è il nome del grandissimo, scusatemi io, no? Questa serie chiama in anticipo il grandissimo Cacamio Cazzo, mi prende un po' alla sprovvista, eccolo qua, vedere per credere, grandissimo Cacamio Cazzo, io lo saluto e lo voglio bene. Questa sera evidentemente c'aveva un po' da fare, non lo so, aveva uscito qualche ciaccarella, mo e quindi ha chiamato un po' prima del suo solito orario, sono le 21:45, nei primi minuti è raro che lui chiami, comunque lo saluto e lo voglio bene e colgo l'occasione per mandargli un abbraccio e chi cazzo è? Mo? Il senato qua cazzo, ma non è caga mio cazzo, né un altro. Comunque dicevamo, allora, Simonceno, buonasera Fabri, tutto bene? Sì, grazie Simoncino. Mancini Finocchio, un giorno all'improvviso mi innamorò dell'MD, se canta una canzone, Fabri la canti in diretto quella canzone per favore. Aspetta, come facevi quella canzone? Perché la scrissimo un po' a Facebook. Allora, un giorno all'improvviso mi scordi cosa, un giorno all'improvviso mi innamorai di te, un giorno all'improvviso mi innamorai di te, e come fa? Io mi ricordo, ma io vado a casa caduta, ci prendo a Facebook perché la scrissi, secondo me la ricordo di più che io scrivo le cose, io tengo una memoria che veramente fa schifo, comunque la voglio cantare perché mi piace. Mo diciamo, mo sta chiamando mo mi ci incazzassi a sera, o le mancasse, ma chiamata una tu da morto, come si chiama, un po' a Facebook. Lo giuro che se mi facite no, perché siamo allora chi se la già cancellata, per esempio, questo si chiama non dico ma come ti cancello, sappi che ti cancello perché è la seconda volta che mi stai chiamando in diretta bocca a chi te vivo e mi fai incazzare, perché io per esempio piace aprire una cosa un po' fare una pozza in mezzo a tu, capite?
e mi fa incazzare, questo dico, quindi non mi chiama se no ti cancello, te l'ho detto, mi ha avvisato mezzo salvato, infatti ha cancellato pure a uno, l'ha dato in diretta, quindi mi faccio incazzare. Allora, su chi ne avrei cuore dell'MD che stava dicendo Simoncino, dove l'avevo scritto, chissà quanto tempo fa l'ha scritto, tra l'altro. Allora, russa, aspetta. Lo sto cercando perché ovviamente lo voglio cantare. Cioè, lo voglio cantare perché io non volessi cantare con voi, raga, tutti insieme vorrei cantare questo coro dell'MD perché quello che ho trovato. Allora, eccolo qua. Allora, un giorno all'improvviso mi innamorai di te, la tasca mia piangeva, non chiedermi perché, ciò con te casato, ma veneva a cattà, ed oggi come allora, i vaga sparagna, e l'MDale, l'MDale, vabbè, veramente mi sento uno strunzo quando canto questo coro, però sogno un giorno, magari quando facciamo una Turatun, di cantarlo insieme a voi, perché sarebbe veramente un onore, veramente voglio mi daresse una gioia immensa. Comunque, ritorniamo al fatto del Totonome. Dicevamo Roberto Vasaturo, ciao Fabrizio, il nome da dare al piccolo Giasisa Roberto. Sì, ma io pure voglio ammassare Roberto, però voglio, non si può, facciamo un nome più bello. Massimo Dianto, c'ero sei sempre in number one, voglio bene, non ti incazzare, dice Gianni Omega. No, scusa, però quando mi chiamano a Facebook mi incazzo, perché io mi mandavo nei chiede, poi mi chiama sempre quando mi serve Facebook, nel senso che mo dovevo andare a vedere il fatto del coro, non lo potevo vedere. Posso cercare voi ride quando mi incazzo, lo so che vi divertite, però mi faccio incazzare. Comunque, Gianmaria Cutolo, ma solo a me si blocca, come diciamo, ma questo fatto che si blocca la diretta di tempi, perché quando la faccio su Periscope, perché dovete sapere che io, anzi, colgo l'occasione per dirvi che ogni tanto, mo come scaricate Periscope, Streamago, che sono queste due applicazioni che se non le conoscete, sono applicazioni sul cellulare che ti fanno fare diretta, oppure col cellulare, no? Dove sei ti metto là e voglio a posto, ti metto a fare diretti provvisate, cosa che io ho fatto molto in queste settimane, quindi a proposito, Simulid, seguitemi su Periscope oppure su Streamago, perché ogni tanto capita che faccio il diretta, ma capita spesso perché mi piace, è una cosa che ogni tanto, cioè 10 minuti una diretta così volante, e quindi no, però l'unica cosa che purtroppo a casa mia, però vi dico anche un'altra cosa, cioè vi dico che a casa mia non si piglia buono e quindi non riesco mai a fare buona una diretta con a Periscope, però vi dico anche che oggi ha chiamato finalmente che la grande chess della team, quella grande chess della team che per chi lo sa che mi segue le dirette, ecco, sa che io tengo proprio, ci ma tengo in canna perché l'ha chiamata dicendomi che voglio cambiare offerta, ma non mi hanno mai chiamato. Oggi, meno male che mi hanno chiamato, oggi è stata una cosa, infatti io poco, ancora non ci credo, ha detto guarda signor Cerrone, noi vogliamo offrirgli questa tariffa, una tariffa che io peraltro volevo già mettere, però servono 79 euro di attivazione, e loro addirittura hanno detto no, abbiamo chiamato noi lei, quindi i 79 euro non li deve pagare, come ci spagna 79 euro e passo a una nuova tariffa dove finalmente tengo 20 mega mucca chi te vive di internet, e quindi si voglio fare finalmente potrò fare una diretta che si vede meglio, potrò fare qualcosa su Periscope che si vede meglio, e quindi sono contenti, vi volevo dire questa cosa, sono molto contento. Comunque andiamo avanti. Sonny Crockett, grandissimo, c'ero Periscope pure alle 4 di notte del sabato, stupenda quella notte pariamo, sì, perché poi capita che a belle buone sui 4 notte tengo suono, come l'altra volta sabato capitò, e mettete a fare una diretta notturna, no? Quindi una cosa, cioè, sì, oddio però, non è che, cioè, mi rendo pure conto che qualche volta che si va arriva a notifiche 4 notte, dici, ma che è sta notifica, vai veramente chissà che ti crede, e va, dici no, c'è una in diretta, e poi mi ha stammato pure il morto, questo lo metto in preventivo, diciamo, comunque può succedere. Comunque, Domenico Iaderosa, devi vedere quando ti arrivano effettivi, però sì, su 7 megabyte faccio cazzo, me ne arriva uno con la vecchia connessione. Guarda, non mi mettere paura perché in effetti sono già mi hai spuntato, già mi hai spuntato perché ero tutto contento che ora finalmente avrò questi 20 mega di cose. Vabbè, comunque io spero di no. Ho anche fatto, diciamo, il test, no, della Telecom per quando, cioè, se qua la zona diciamo, è fornita, come si dice, ecco, cioè, arrivano questi 20 metri. Nit che sì, mo lo so smantinare comunque io spero di sì. Comunque, Lorenzo Gallo, anche casato e sorsetto, potrebbero essere nomi da attribuire, facci serie, facciamo, rammoci un nome a su creatura, non lasciamo se credere, come chiamo casato, non è, casato poi tra l'altro è anche un giocatore che gioca in Spagna, che ho visto che l'ha acquistato una squadra, non so quale. Comunque non è la lella, ma ormai usacci che un sabato notte fai e sopra scopa a Periscope e mi tengo pronta, grande Antonella, lei è veramente sempre collegata
ogni cazzo, ogni diretta, cioè lei ci sta sempre, veramente la voglio bene. Maria Oliva, buonasera Fabrizio, voglio a Bavarone, grande Maria Oliva, veramente voglio sempre presente, perché non Gerardo o Vincenzo, no, no, addirittura no, voglio Gerardo proprio non si possono dire, io, allora, vi spiego questo, sarà perché Gerardo si chiamavano Viecchi e Cabasci, si chiamava Don Gerardo, e chissà quando era Piccirillo era Viecchi, poi infatti è morto, e allora penso sempre a Gerardo, mi collego a un vecchio, e quindi voglio veramente, non si può chiamare un creato Gerardo, Vincenzo poi pare pure un Viecchio, perché pure, guardate, manca a fare apposta che un Viecchi Cabasci si chiama un Vicenzo, cioè si chiama un Gerardo e è morto, e poi un Vicenzo, voglio, cioè, per me sono due Viecchi, poi no, cioè, Vicenzo è pure un bagno mica, pure comunque è giovane, però è pure vecchio nella sua personalità, però no, io no, non mi piace, chiamami un nome più bello. Allora, Alessio Enigma, grandissimo Alessio, lo saluto, che non lo vedevo collegato da un po', partito ovviamente con una delle frasi di Rocky, lui piace Rocky, e quindi per buona, tutte frasi di Rocky a così senza senso, devi mangiare saette e cacare fulmini, ecco la frase della sera è questa qua. Allora, Gio, Fabio, scusami, a mia sorella sei molto simpatica e vorrebbe ricevere un saluto da te, si chiama Maria Vittoria, la saluto e piace, grande Maria Vittoria, ti voglio bene, ti saluto e ti voglio bene, 2 volte, ti voglio bene. Allora, ciao Mario, c'ero perché non fai una cosa ne pensi di napoletani di Mancino? Voglio dice Cassatua, cioè io l'ho pure pensato, perché sono cose che io 2 o 3 anni fa avrei anche fatto, però cioè, sì, ma avessi pure divertito forse, perché chissà quante ne uscivano, però ma non sta ci fa fastidio così. Comunque, Gianni Omega, meglio Ugo, così ha la certezza che non si allontana mai, stai citando la famosa frase di Massimo Troisi che diceva che, vabbè, l'avete visto prima, è inutile dirvelo, Mary Oliva ha girato il nome di mio padre, no, figure mi fatto fa, però a proposito, allora ci ho pensato per questo mega rutto ad Agnelli, sì, grandissima Mary Oliva, che per chi non lo sapesse, ma penso di sì perché lo diciamo spesso in queste dirette, mi ha invitato a casa sua a mangiare ad Avellino e io ci andrò, non so quando, ma ci andrò, perché anche con suo padre veramente mi ha invitato e quindi c'ha già. Allora, mi sta chiamando, mi ha fatto uno squillo l'ospite di stasera che io tra pochissimo, se sono sicuro che ci sta guardando, tra pochissimo ti mando il link della diretta tra 5 minuti e ti puoi collegare tranquillamente. Quindi fra 5 minuti ci sta anche l'ospite quella sera, stasera io mi sto mettendo proprio la curiosità, vi dico che non è Ricky Martin, però c'è un ragazzo molto simpatico, a me è molto simpatico, ma anche a voi sicuramente. Alicmo Bassone, grandissimo, attenzione, è partito così all'improvviso, non l'avevo manco visto in linea, con la sceneggiatura di Rocky, Carlinocchi 4, Roberto Carlinocchi all'offre pugile torna in Coppo Ring contro Ivan Conadrago, attenzione, Ivan cominciato o pugile, no, allora, cominciato un match con Drago a look di spiezzo in due, ma Carlinocchi risponde, ti metti il pallo in canna festeggiando che commesse l'MD, anche un po' scurrile lui, ma sempre genuino, il nostro Alicmo Bassone veramente immancabile, cioè, non sarebbe una live voglio senza una sceneggiatura di Alicmo Bassone, che addirittura io te lo voglio dire qua in diretto che veramente colgo di nuovo l'occasione, stasera mi piace dire colgo perché è un verbo che sbagliai una volta quando ero piccolo, ho scritto pure su Facebook che diceva che è una storia che poi vi ho già raccontato, ve la riracconterò un'altra volta. Comunque, all'Icmo Bastone, tu devi sapere una cosa, a me, e poi, femmine guaglione, parlammo, mi sapevi, c'ero, e addirittura c'è stato un paio di volte, mi hanno parlato di te, pensano poco, cioè, mi dicevano, vabbè, la diretta, cosa, all'Icmo Bastone, ma chissà chi è, cioè, per far capire la tua fama, cioè, tu sei diventato famoso, a botte staccare in da diretta con le tue sceneggiature, quindi avanti così, forza e volontà, veramente stai arrotando, sei un grande, te lo volevo dire, tu già lo sai, ma tu devi dire proprio che anche i ragazzi ti riconoscono, si ricordano di te. Al Massimo D'Antoni, grande, c'era un papà si chiama Oreste, maronna, e poi fa uno da mio figlio, ci chiama Gabriele, meno male, pure il mio nipote si chiama Gabriele. Gabriele è un bel nome, un gran bel nome, secondo me, ma Oreste, se posso dire proprio, un padre umano mi si chiama Oreste, l'hanno sempre sfottuto, infatti umani mi sarà anche abbastanza traumatizzato. Domenico Iaterosa, grande, Onofrio e basta, non lo scrivo più, ma Domenico, cancello proprio in da live, con Domenico lo saluto, lui pure su Periscope mi segue spesso e lo voglio bene, anzi quasi sempre. Luigi, no, voglio Luigi, no. Vincenzo De Falco dice Luigi, voglio. Sarà perché mio nonno si chiamava Luigi, però è pure, voglio, ma stata reclutando tutti i vecchi, ma stata reclutando, cioè che cazzo, un uomo più giovane, comunque Gianni Omega come sempre con il suo commento
ed ha fatto un bicchierino di Manduria questa sera. Mi fa ridere perché ogni tanto lui si crede che io gli faccio il vino la sera. Una volta che mi ha fatto un bicchiere di vino una sera, in una live, lui dice sempre questa cosa che io mi faccio il vino, ma mi fa ridere perché è una cosa proprio che chi mi conosce lo so, perché io non bevo. Mi bevo una birra a settimana, no, non sono uno che beve, ma vedi che cazzo di numenato mi fai portare. Comunque, Gina Luogo, grande Michele, come il mitico Michael e l'arcangelo Michele, non l'arcangelo Gabriele, casomai, però Michele non è male, Michele non è male, valuta questo nome, sto parlando con il mio amico che ci sta sentendo, Michele non è male, anche se ogni nome mi ricorda a Cocrune, quindi scollega un po' questa cosa come se... Vabbè. Comunque Vincenzo della Rossa, c'è rispondo, ti prego, quando ci facciamo una pelle, ma che ci capisci, ma chi sta pezza capi, non lo so, addirittura una live omosessuale, a noi la Lela c'era lì come bastone sta superando in popolarità, ma che ben venga, perché veramente lui è un grande, io lo apprezzo e se posso, cioè, Jim, se pure mi può superare, mi deve superare, che voglio, beh, a proposito di chi lo commenta che ho fatto che bevo vino, esce di chissà Andrea bevi vino, si chiama così, chiamalo Genoveffo o Beatrice, voglio, ma che sia una cosa seria, non dici di stronzare. Allora, addirittura mi sta chiamando in diretta questo mio amico, scusate, lo rispondo, mi permetto. Allora, pronto, non dico il tuo nome perché non posso dire il nome tuo perché non si può dire. Come ti sembrano questi nomi questa sera? Ti posso mettere in viva voce? Ah, vai in difficoltà. Ok, allora facciamo a Brezzi, so fare brutto. No, no, tengo paura che... Aspetta, mo ti metto in difficoltà, aspetta. Allora, eccolo qua, sto compagno che vi ho detto. Vai, dimmi tutto, mi scappo un uomo tu. Ciao ragazzi, grazie a tutti per i commenti che state facendo. Mi stai ringraziando? In molti diciamo si sono avvicinati, quindi abbiamo pensato anche noi a Christian, Leonardo, Michael, Ah, ma io ce ne sono ancora altri. ha letto solo Michael, Christian e Leonardo non l'ho letto, però sono molto belli, in Sì, effetti. sì, no, sì, sono belli, ma pure Gabriel. Io E poi ti ho mandato pure un Gabriele, messaggio. no, Gabriele è un po' caricchio. Fa ricordare Gabriele Gatto, mo mi è dispiaciuto che ha fatto l'incidente, però comunque è un po' ricchiuccio, mi fa ricordare, non lo so, niente Eh. contro i ricchiuni, perché... No, ma per questo periodo soprattutto Eh, lasciamo stare. Lasciamo stare, poi facciamo un'altra diretta per questo. bravo, bravo. Perché so. Ascolta, no, niente, come ti dico, io ti sto parlando da un'altra stanza perché ti tengo in differita, quindi vado, cioè, Perché qualche difficoltà. non può fare sentire muglietto, noi lo sappiamo, questo l'abbiamo capito. Invece ti sta seguendo lei, sta già davanti alla televisione che ti sta E seguendo. allora perché ti in bozzi c'è un uomo uguale? Io ti dice No, solo uno. ma figurati, E non è... mi stai facendo era arrampicare così. coppia e specchio, mi stai facendo arrampicare. Tranquillo, no, ma era giusto dire, ma puoi fare quello che vuoi, figurati, era più uno sfottocazzi. Ah, ok, ok. Io ti ho mandato anche un messaggio privato dove avevamo ne avuto delle idee di nomi, magari chi lo sa, facciamo una sorta di votazione, sa? Di sondaggio. Allora, mo lo vado a vedere, Andrea, mo lo vado a vedere così forse è anche meglio, perché a così dati i nomi, magari si fa una specie di sondaggio e vedremo qual è il più votato. Sì, sì. Poi se c'è qualcuno di nuovo, ben venga, Va, va benissimo, va benissimo. Allora mo faccio così, mo lo vado a vedere in privato, mo sto un po' a Facebook e me lo vado a vedere. Vabbè, facciamo così, sondaggio, dai, sondaggio ci sta bene. Ciao carissimo, Ciao a grazie di te, nuovo. grazie a te, ciao Andrea. Ciao. Allora, oggi si chiama Andrea, compagno mio, non so perché la rossa dei pazzi hanno mai non avevo inteso, che pensavo che veramente non potevo dire il nome. Comunque, ho appena mandato il link per collegarsi all'ospite che fra 2 minuti si collegherà sicuramente. Nel frattempo vado a vedere i nomi che mi ha mandato Andrea. Ah, eccoli qua, mi stanno nascendo mo. Allora, i nomi sono, facciamo un sondaggio, quindi quello magari più votato, lui magari decide e lo chiama così suo figlio. Allora, Christopher, Sebastian, Walter, Lorenzo, Dominic, Simon, Leonard e Leo. Eppure Sebastian. No, Sebastian già l'ha detto. Allora ripeto, Christopher, Sebastian, Lorenzo, Walter, Dominic, Simon, Leonard e Leo. Voglio, questi sono i nomi. Pure perché sua moglie è straniera, quindi non è come mia pezzaca, però c'ha anche lui, giustamente, essendo una famiglia
multietnica come la mia, perché pure mia moglie è straniera, ecco, hanno anche valutato dei nomi internazionali, quindi perché no? Io gli do, a me mi piacciono anche molto questi nomi, a Jessica mi piacciono anche molto, quindi voglio, vedete voi, nel senso che cioè, commentate, vedete quale può essere un nome, stasera stiamo parlando con questo nuovo gioco, questa nuova rubrica, metti il nome al nuovo arrivato. Allora, comunque, andiamo avanti e fra poco si collega all'ospite. Ci ha mandato ospite che non voglio dire il tuo nome, ti ho mandato appena il link, quindi sto aspettando solo te. Qua. C'è un rumore, scusate. Eccolo qua. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Fabri. Grande Anthony. Ciao, tutto bene, se tenevo paura di sgamare un uomo tuo, ma ce l'ho fatta a non sgamarlo. Meno male, buonasera a tutti, vai giù. Grande Anthony, grande. Aspetta, sento un attimo in ritardo, ma non c'è capito se ci rivela io segnalo, aspetta. No, penso che è un segnale, vedi buono. Okay. No, forse ci ha aperto 2 pagine. Può essere, comunque sì, ti sento. Sta a posto, tu mi senti bene? Io ti sento benissimo. Casomai, Virga, io faccio sempre questo errore. Ci ha aperto 2 pagine, devi abbassare la voce di una pagina di YouTube. Sì, no, ho messo proprio muto, Fra. Ok. Grandissimo Anthony, Sta a posto, Fra, ci vediamo da una vita. È un po' che non ci vediamo, lo so. Però, tu e io ci tentati di invitare varie volte, però per un cazzo panato non ci riusciamo mai. Bravo, perché sto faticando per il CD, capì? Quindi sono spesso impegnato la sera, quando torno da lavoro, capì? Lo so, dove? Mi stiamo sempre attivo, però finalmente stasera... Umility, sì. Mi piace il titolo, mi piace molto, la parola mi piace molto. Sì, umiltà sarebbe, sì. Era un titolo che... Scusami, non ti sento. No, ho detto anche con quei puntini tra una lettera e l'altra, che poi non so se significa qualcosa o se è una cosa così. No, l'ho fatto valutando perché mi piaceva proprio come immagine, capito? Sì, mi piace. Quando pensi che finisce, però non ci capisco. Fabri, se tutto va bene per il 24 aprile, perché tieni presente che sto facendo tutte tracce inedite, sto lavorando per il beat, cioè le basi per i beat, sì. E me li sta producendo Mario Nasti, un ragazzo di 16 anni, Caligno, che è un grande, che mi ha prodotto pure la canzone con Nicodeppo e Geraim Sogni, veramente bravo. Quindi sto lavorando per fare una cosa sistemata, una musica un po' diversa, non il classico rap fatto con musica tranquilla, ma proprio strumentale, le canzoni alla Sanremo, non voglio esagerare, però questo genere è una cosa proprio musicata, capì? Quindi mi piace che sempre un po' questa cosa ti vedo, perché poi condividi sempre un po' a Facebook diciamo questa cosa e quindi sì, è perché ogni canzone che esce insomma per me è un traguardo, è una piccola scaletta, perché comunque facciamo il nuttato, capì? A realtà una canzone ci sta tanto lavoro e quindi infatti quello non mi immagino, per esempio non mi riesco a immaginare proprio come nasce proprio una musica, perché finché io bitto la coppa a YouTube ma non è il tuo caso, allora tu pigli un beat, ci metti parola alla coppa e la fai. Però... Fabri, ti posso dire semplicemente che è pure molto soggettivo, perché a volte capita che quando ho iniziato prendendo le basi da YouTube, è giusto per mi rendere conto e là ti inventi la melodia. Ci sono altri casi in cui dove magari tu il ritornello te lo inventi senza musica e quindi è ancora più difficile perché devi creare una musica che sta buono con il ritornello che è già inventata. Quello è bello però. È bello però credo, ma non è facile perché poi ci sta pure modi di fare, cioè il tipo di musica che faccio io cerco di fare musica che possa piacere a tutti, non solo ai ragazzi, non solo, cioè capì? A me piace fare musica, proprio musica, cioè non rap che è chiuso in se stesso, sai? Cioè, quando da giornata dei pezzi cercavo di rendere piacevoli i pezzi a tutti quanti. Per fare queste cose però c'è un lavoro dietro esagerato, perché comunque non è facile. Si può fare cose arrunzate può fare, le cose arrunzate non ne faccio. Quindi non ne faccio. E mi fa piacere che stai facendo questa cosa, già sai che c'è una bella cosa. Speriamo bene, mi sto impegnando, augurandomi che vada bene. Infatti feci la cosa bella, che io sono più fortunato, che tengo la pagina verificata, no? Alla mia bibita e pure la pagina mi fa schifo, cioè 2500 pochissimo, ma verifica subito di Svizzera, o svizzero mia così, quando facete l'ultima diretta, no? Che ho fatto 3-4 giorni fa, un sacco di gente si collega, visto che comunque sono stato parecchio tempo fermo, un sacco di gente si collega, abbia sentito un po' le anteprime del primo pezzo che ho fatto che si chiama Vanance e il riscontro era positivo, e questa cosa è che cazzo, perché avrei sì, quella che stai facendo può piacere o no,
perché capire, per me conta assai l'opinione anche degli altri, perché o che una tafa che ti piace, però si tiene un supporto pure l'altra, la fa mocca, cioè innuttate in faccia che consapevolezza, capito? Vabbè, tu fai buona alle prove, però io penso che tu quando quando fai una cosa, già se per farla, già è innamorato di quella cosa, già la fai. Sì, vabbè, la devi sentire prima tu, è logico, è logico. Sì, con un riscontro tuo a rotta, se è bella, se va bene, va bene. Piacerà anche a qualcun altro, capito? E poi per il tuo piacere, True Story, che a te piace, sì. la rifarò un po' più diversa. A me pure Sogni mi piaceva, quello è l'unico ufficiale che rimarrà così. True Story cambierà un po' il ritornello. Vabbè, c'ho tanti progetti, ci vuole un po' di tempo. Piuttosto parlarmi di che io dove che una vita, come dici? No, io tutto a posto. A me il cassone fa, cioè, sempre con pigiama grigio, sempre il lunedì. Alto livello. Sì, no, io piuttosto lo vicino una cosa a te. Stasera, che a Stanzaccia si è sentito se ci stai venendo, stiamo facendo il suo totonome perché sta su mangiare mica vedendo da mettere uno mio figlio, non sa come chiamarlo. E mi ha chiesto sta cortesia, ma vedi in diretta tu si bella e buona a scendere di no, ma a volo per questo suo figlio, no? È maschio. È maschio, questo è io ti voglio dire che poi a un certo punto abbiamo trovato una specie di punto d'accordo, nel senso che lui ha detto guarda Fabri, però tengo questi nomi in capo, lui e sua moglie hanno questi nomi, no? E quindi volevo anche un tuo parere da questo punto di vista, sì, e a te quale nome di questi che loro hanno, diciamo, nella mente. loro... bravo, quale ti potesse piacere un po' di più, voglio sapere la tua. Allora, i nomi sono questi: Christopher, Sebastian, Walter, Lorenzo, Dominic, poi sta Simon, Leonard e Leo. Tutti i nomi comuni, fanno i nomi di Tartaruga Ninja. No, sono nomi, perché poi anche sua moglie è anche straniera, quindi lui vuole internazionalizzare. Mamma mia. Dai, a me piace assai Simon, mi piace assai. Simon mi piace a Simon, mi piace. Simon, ok, allora Simon, compagni mi ci piace a Simon proprio. Ci piace a Simon, ok, c'è anche il gioco di parole. Simon è che non lo chiamerà più così dopo questo gioco di parole. Sì, vabbè, viene già lo sciutto. Come si mi piace a Simon, non tu, sai? Simon. No, possiamo un pezzo da battuta così non ti invito più in live. Questo è solo l'inizio, facciamo pure freestyle, un po' nome. Però tu metti una cosa, quindi io mi permetti di chiedertela perché veramente già l'hai fatto, quindi fallo pure in tassa diretta, no? Se tu hai fatto che già hai voluto testare qualche canzone tua per vedere se piace, allora fallo pure mo, no? Scusa, ci sei. Già mettere... Ma io mo se messo con gli auricolari, no? Se mo metto una traccia MP3 si sente nella diretta, no? Già gli auricolari. E pensi di sì? Aspetta, prima. Faccio sentire una piccola cusarella. Piezze vai annanzi. Vai. Vai. Vedi dimmi se si sente. Sì. Mo no, però. Si sente? Sì, mo sì. Si sente? Sì. Ci sono una piccola parte. Si sente? Sì. La voce non si sente, ma penso che faccia ancora, mo. Ok. Ma cosa puoi parlare a Sanremo, Ma c'ho un minuto per partire. Sento il ritornello come fa? La musica. 1, 2, 3, 4. E basta. Ma io pensavo che tu cantavi pure la coppa, posso passare. Non posso fare. Ah, ma allora sei una casa caruta. Non è una casa caruta, già fa la cosa sistemata, mo. Non mi voglio bruciare piezze, capì? Voglio lavorare e registrarlo. Tanto vale che ce la fai sentire perché poi la musica mo parte cagazzo, infatti
No, da rimane in canna, mo. No, è perché vabbè, ti dico la verità, voglio fare cose più sistemate. Cioè, sto lavorando su tutti i pezzi e registrarli, cioè voglio, è meglio l'attesa, però non mi ha bruciato stu pezzi, capì? Voglio fare la cosa più sistemata, dico la verità. Pure, cioè, si fosse me la volessi far sentire un mo', però è meglio andare con calma, credo. Perché la vorrei far uscire direttamente con un videoclip, cose, frate. Magari viene pure tu, vai annanzi, cose, in tuo carrello, l'MD, facciamo qualcosa. Ci mandiamo qualcosa in tuo video. Facciamo una cosa che cazzo. Senti, ma quanti spettatori siamo? Qua io non faccio una diretta su YouTube da secoli. Allora, siamo, guarda, ti ricavi come si trasuto tu, si sono dimezzate. Bella, grande. Allora, mamma, non capiamo, avere. No, la prima non è la prima volta che ti invito. Però è l'ultimo, sicuramente. Mamma, caro, aiuto, è che stiamo, magari. Poi, ma si sta andando nella che specie, si trasuto tu, guarda, ma mamma, dai, me ne vado, bloccami proprio, Fabri, perché a fine caso no, non vuoi pure a te. No, basta, ma faccio scusa che Carolina, modo lei. Anthony ha avuto un piccolo problema tecnico e non può raggiungere una DAO di 137 spettatori, una DAO. No, anzi. Aspetta, ma io voglio scrivere pure che sto in diretta di tutto ciò. Che giustamente... non manca le iscritti a casa Caruto. Poi una perdita di tempo. No, non ti preoccupare. No, ci sta chi domanda chi sono io. Fabri domanda chi sono io perché non lo so nemmeno chi sono. La stessa domanda, Massimo D'Antonio, perché Massimo D'Antonio veramente mi segue da poco pure a me, quindi stavo manca a te, io lo voglio dire, Anthony è un bravissimo, io lo dico rapper, ma secondo me gli sta stretto, secondo me rapper, perché se ne voglio fare rap, però non è fare rap come tutto quanto, non è... cioè, no come tutto quanto, non voglio fare di un erba, però perché lo conosco, perché lo vedo, però non so, a me mi pare un po' illimitato chiamarti rap. Per me è un onore, grazie. Io mi reputo amante della musica, va? Dice, ma infatti se ti senti qualche sua canzone, soprattutto le ultime, non sembrano canzoni da rap. Guarda, mi permetti di fare un paragone, però non ti offendere, perché potesse essere un'offesa questa qua, però non ti dico assolutamente. Perché a me non è che questo cantante che mo ti paragono a lui mi piace molto, però ci sta qualche canzone sua che a me veramente mi è piaciuta perché è una canzone, come dai far capire? Proprio quando può essere commerciale, a me me ne fotte, a me se mi piace una canzone mi piace. Ah, così adesso. Ma a me Fidez, no? Fidez, ma come si dice? Però ha fatto varie canzoni molto carine, nonostante lui sia un rapper, comunque erano più melodiche, no? Certo. Ma fondamentalmente, cioè, Fabri, quello è il concetto, cioè, almeno io ti parlo per me, no? Io quando ho cominciato a fare rap, cioè, quando ho iniziato... sono Pezzotte e Fedez, sì, 40 kg con 2 tatuaggi, però vabbè, stiamo là. No, ti volevo ricercare perché poi è importante, perché c'è pure da distinguere. A parte il fatto che quando ho cominciato a fare questi, già raccontare, no? Quando ho iniziato a scrivere i testi, io il rap non l'ho mai sentito. Io suonavo la batteria, ho trovato l'alternativa col rap. Quindi già in questo mondo io mi sentivo diverso, perché comunque c'è la maggior parte di chi fa rap che ne capisce veramente, però sta proprio in da cultura, giustamente ha le sue ovvie motivazioni per fare tipologie di canzoni di qua e di là. Io sempre mi sembra un'annanza a dire io il rap lo sto masticando e col tempo ci sto entrando, però con la differenza che già ho fatto che tengo nome d'arte è perché io voglio essere riconosciuto per quello che sono. Mi piace il nome d'arte, è una cosa che non me la fa gusto mio. Poi il tipo di musica che faccio io, che è molto orchestrale, molto musicale, è una cosa proprio che mi sente io. Fortunatamente, nonostante ciò, questo mio modo di fare piace, perché comunque a me non è rap, io penso che sia semplicemente musica, testi nemmeno rappati, testi recitati per me, perché a così è. E quindi questa cosa è bella, perché comunque io nel mio piccolo faccio il mio modo di fare, capì? Però rispetto ovviamente a tutti quanti, anzi ho imparato molto dagli altri. Quindi... No, lo so, ma tu, questa è una cosa che già ho già sentito dicendo da qualche video omelette, a me, da qualche diretta, non lo so, forse, però mi piace perché comunque, per esempio pure io, mo lascio stare, faccio rap e cose, però mi piace a me per esempio perché mi rispecchia questa, e un uomo, nonostante io prima ci chiamavamo Frank e Cerrona perché eravamo due, no? Però poi dopo, Fabrizio mi piace, no? Perché è un uomo mio, mi faccio capire, io a cui sono proprio legato, nel senso che io perché mi ci chiama... che ne sa, un uomo, cioè mi chiama così Songhi, no? Quindi perché non pure nel rap ci possa sta cosa? Sicuramente esisterà, non è casi solo tu ti chiami Anthony Galeot e fai, cioè, però la maggior parte di oggi tende sempre ad avere un nomignolo, una cosa che poi, che ha modo, non lo so che cazzo è che fa sì che si chiamano sempre con i nomignoli le persone che fanno rap, ma tu comunque
è bella sta cosa, perché sei radicato a te stesso, sei fedele a te stesso in un modo nella... Esatto. È una bella storia, a me mi piace Qua molto. mi domandano se allora Anni, tu battesimo lo vogliono fai cantare a Anthony, sì, venga a favore il battesimo perché è una bella cosa. E poi una tua vogliono Lady Dion dicendo ne hai fatto i video con Raffaello Pazzi, sì, ho fatto anche un pezzo con lui, si chiama Se vuoi ti passa, è uscita l'anno scorso, che è YouTube buono, sta quasi a 100.000 visualizzazioni, per essere una canzone è assai proprio. Ma ricordo, però forse non un anno fa, un po' di più forse. Un anno e mezzo, mi fa quella creatura che sai, un anno e mezzo, tale qua. Forse un annetto e mezzo più o meno. Capito? Comunque sì, sono io. Sono io. Chi vuole gioco, commenta, leggi pure, fai Capoda già racconta un attimo hanno fatto, perché che se non lo sa ci si tu dicette. Quando facette la prima canzone, no? Che si fa Anthony Caleota, dicetti che sapevi, si parla più una cosa per neomelodici. Ma nulla da togliere ai neomelodici, che a me mi piacciono, però sai, Anthony Caleota posso avere una così. O primo pezzo che facette, Non sei per me, una canzone d'amore, la prima canzone così, era mio in collaborazione con una ragazza che si chiama Fortuna. Quindi facetto pizza Anthony Caleota e Fortuna Picardi, non sei per me. Pizza pura, e tu quando sapevi che la canzone di Neomelodi, Anthony e Fortuna, e che tu dica a fare, mi sapevi, ma tu fai cantare Neomelodi, certo non state cagnando, cioè capito, ti fa capire cosa come nasce. Dopo ti mando il link, la canzone non la può vedere, a massima può sentire. Ah, perché è talmente vecchio che non c'era nemmeno il video. È talmente vecchio che il video non c'è, è solo testo scritto. Allora poi ti mando la playlist perché veramente la prima canzone ti dà ancora voce a papera. Capito? Per far capire questa cosa dei nomi. Prima che stanno scrivendo, allora stiamo. Vai, dimmi tutto. Leggi tutto. Allora, Simone Sergio mi vuoi fare un pezzo? Vabbè, Fabbrica, magari potremmo fare il solito freestyle e ci divertiamo così, perché a finale ci siamo conosciuti così, a fare scema. Simone Sergio ha detto io non daggio mai sonduto. Qual è il problema? C'è sempre buon motivo per iniziare. È questa è l'occasione giusta per conoscere. Comunque Anthony, guarda che sta sempre tra l'altro, no? Ma io penso che la maggior parte di chi ci segue nella diretta lo sa. Anthony sta sempre, diciamo, a noi, nel senso che per esempio i raduni tu ci sei sempre stato. Poco che là siamo quelli là di Facebook, poco stiamo più stiamo più azzeccato, però cioè, secondo me sai qual è il fatto? Che forse sono uno dei pochi rapper non comici che però sta insieme a voi, perché io sono scemo, cioè mi piace stare in sti capate, non è che mi faccio solo le gemme, le cose di musica, mi piace proprio questa situazione di divertimento, capito? Infatti forse perché ho iniziato pure io come youtuber a fare parodie, mi ci rispecchio molto in distronzate, cioè è bello. No, è un lato di te che tu tieni, ma giustamente non ti limiti a fare una... No, ma sarebbe fottutamente triste così, fare solo il serio. Mi fa è vero, perché poi ognuno di noi tiene un lato comico, simpatico. Ho fatto l'animatore per 3 anni, quindi cioè, capì come faccia? Cioè, fanno un raduno Fabrizio Cerrone non viene, non pensavo proprio. E poi tra l'altro hai scoperto che tu conosci, ma non mi ricordo se già ne abbiamo parlato, forse no, tu conosci a Carmine Ippolito e tu hai fatto animazione con Carmine Ippolito? Aspetta, ma ricordo Carmine Ippolito. Carmine Ippolito praticamente... vabbè, mo sarà potuto rubare però da pochissimo. Ah sì, Carmine, sì, Carmine Ippolito, sì, vabbè, perché io chiamavo Tommasona, lo chiamavo, perché si faceva chiamare così. E sì, ho fatto animazione non proprio con lui, però cioè nell'agenzia dove lui lavorava. Infatti non ho capito, non fate che più là, boh. No, vabbè, mo si era potuto rubare, si è cagnato un po'. Io socio Mario, quando commentai che la fotografia, io socio Mario, io figlio e una compagna e mia mamma, ci stava uno e piccirillo, cioè, capito? 3 persone, tutti e 3 che conosci per motivi diversi, è una capata. Mi ricordo che la fotografia tu commentassi, però anche lui prima, forse mi disse, una delle prime volte che ho conosciuto a Carmine, la prima volta che lo vidi, mi disse questa cosa, ma tu conoscendo Caleota faceva animazione con me, no? Una cosa che sto faticando con la gente. Sì, capito, per far capire, quindi è vero che faccio musica, però io vengo dal ramo divertente e comico, quindi facciamo troppo buona da sti contesti, capito? Freestyle live, dai, vi prego, ci dice Vincenzo De Falco, siete gli unici che rispondete su Facebook. Bello, sta cosa mi fa piacere, perché parecchie persone si pensano che io stavo noi chi siamo
è che perché non commentiamo, non rispondiamo perché che ne so, ci facciamo cosa non vera, perché si può rispondere a tutto quanto, cioè io non so nessuno, cioè nessuno a nessuno, però se ti contattano una leggenda a rispondere a tutto quanto e a stare la mattina si con il telefono a mano si pure mamma ti chiama e vieni a casa, no mamma spiace rispondere a tutto quanto poi ti rispondo, non si può fare. No, ma non siamo gli unici, perché a Gicaida c'è sta parecchie loro rispondono, anche se la maggioranza, secondo me, da quello un po' che vedo, tengono proprio un rapporto particolare, cioè nel senso che commentano, non è che rispondono. Però invece qualcuno risponde, tipo, per esempio, e questo lo dico perché mi fa proprio piacere di dirlo, c'è sta per esempio il Pancio, tu lo conosci il Pancio? Come no? Mi ha risposto lui, lo contattai e risponde a tutto. Risponde sempre, ma pure a me voto, c'è messaggio privato, commento, lui risponde sempre. A me sapessi come lo fa piacere, perché chi è uno che, come ti fa capire, veramente, cioè, noi siamo veramente piccoli in confronto No, ma serio, cioè, immagino quanti milioni di persone lo contattino. Mamma mia, ci non so come fa chi lo voglio, ma comunque vedo sempre sotto ai suoi video che lui sempre commenta, sempre risponde, sempre molto anche molto educato. Mi fa assai piacere che esistano persone così perché è un piacere vedere. È bello, è bravo, vedi proprio la corrispondenza. Qua stanno, io continuo a leggere, però Anthony non ho capito il tuo genere, una cosa più aggressiva alla Salmo o soft alla Fedez, per citarne uno. Allora, Domenico, io ho fatto pezzi soft, pezzi aggressivi, pezzi underground, pezzi più commerciali, ho fatto un po' di tutto. Cioè, il mio genere è un po' vago perché io mi sento semplicemente un musicista. Perché io penso che se mi parli di Salmo, parli di appunto di quel grande, cioè che è un grandissimo Salmo, che ti fa pezzi e la sua personalità che fa pezzi belli mirati. E poi ha iniziato in un modo ed è cambiato, ma ha inquadrato il suo personaggio. Fedez invece è un altro personaggio. Io invece sono dell'idea che nessuno deve copiare nessuno. Ogni canzone rispecchia il tuo stato d'animo. Maggio Sfastrato, Cerrone usava, no? Maggio Sfastrato, sai che pezzo? Sì, mi pare sì, quello pure che lui là con violino là. Che lui là è un pezzo incazzuso. Molto particolare, che lui là è un pezzo incazzuso. Se vuoi ripassa parla di tutt'altro, è tutta un'altra cosa. Cioè, quindi capì, il mio genere non te lo so definire nemmeno io, ti dico la verità. Ma semplicemente perché ogni canzone che io scrivo è semplicemente dettata da come mi sento. Quindi si sta incazzato e scrive un pezzo incazzuso con un beat potente, si sta più all'era, fai un video e un pezzo più all'era, si sta normale, scrive una cosa normale, dipende dagli argomenti, è molto molto vago, perciò non so da scrivere il genere mio, perché come sono cagava così faccio canzone. Ma che è una cosa che ti fa onore, nel senso che Tagizia è sempre fedele a te stesso, perché poi ognuno di noi tiene varie sfaccettature, vari lati, no, del carattere. Tu un giorno può essere triste e poi fai una canzone triste, un giorno può essere allegro e fai una canzone allegra, e non ti chiudi in quello che magari quello che fai tu era pure facile che ti poteva chiudere in un faccio rap, hai voglia. Ma vedi quante persone io ho avuto tra virgolette, perché poi per me figura l'esempio, il pezzo con Raffaele Molis, Raffaello Pazzo, no? Sì. Quel pezzo che per me è un bel pezzo, quante persone non avranno avuto da dire, dicono come chi si smette a fare canzone con uno che fa parodie, e invece sono rimasto fedele, a parte che è un amico mio, a parte che il pezzo a me piaceva come era strutturato, l'ho fatto e basta. Non è che per Raffaello non è rap, è una scimità, perché comunque condividiamo tante cose, tra cui il pezzo. Chi lo dice non ti conosce bene oppure non ti conosce proprio, anzi. Addirittura si parla che addirittura io sfruttai Raffaele per avere visibilità da lui. Ma queste non sono altro che, comunque tu lo sai bene, sono diciamo quelle male lingue, che li strunzate casericine, perché io nonostante vedi comunque ti conosco, però ti conosco da un punto di vista che forse ci siamo visti 4-5 volte in tutta la vita nostra e ti seguo qua su Facebook, tu mi segui a me, ci conosciamo così, non sia che siamo proprio amici, però da quel poco che ti conosco so che tu queste cose fai, hai fatto pezzo con Raffaele, perché tu veramente sei anche un po' come Raffaele e sei un po' come se ti piace il violino, se non nasci una canzone con violino, capito? Ti piace che la cosa, cioè, tu sei uno che va a provare un po' tutto, vai a assaggiare un po'. Ma così da essere, Cerro, perché sennò cadi in monotonia, capito? Sì, ma io ti capisco molto bene, perché è così, nonostante per esempio la maggior parte delle persone non lo fa, ma non è che non lo fa per cattiveria, non lo fa perché quando poi si è troppo legati a un tipo di cose, tu hai sempre fatto che se non faccio cagna, frate, ma si tiene cagna. Bravo. Però questo non è una cosa... ci sta la paura di essere criticati, invece ti dico la verità. Io perché ho sempre fatto così, ho sempre avuto supporto, perché vedono che io veramente faccio no, quella cosa che mi fa prima, perché proprio hanno bisogno.
Sta cosa è stata apprezzata perché io sono sempre l'idea che cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole ed è di avere com'è brutto quando tante persone che all'inizio magari hanno pure da dire, poi magari vedono piccolezze, però che per me non sono piccolezze, vuoi che sia un raduno, vuoi che qualcuno ti chiede la foto, sono sciocchezze che per me però sono assai, e avrei poco ma stessa gente ti viene sotto e dice vogliamo fare questo insieme, e allora a quel punto capito, inizi un attimo ad arrabbiare, che se io seguo la mia logica e tu non la condividi rimani coerente, stammi lontano. E invece purtroppo è così, purtroppo è così, ci sta niente da fare, è come sicuramente a tutti quanti, capito? L'importante è sempre comunque, vedi, può essere fedele a se stesso alla fine. Ma chi, cioè, voglio un po' più vicino un po' più a chi ci facciamo rompere. Comunque si stanno lamentando che su live hanno poco una palla, quindi animiamoci, che ma fai? Hanno ragione, giustamente, hanno fatto fatta vanno poco. Basta che mi mettono un bitto, sai, io parto. Ok, un mettere tu? Non mi fa mettere a me perché io ho finito un maledetto. Ok, aspetta, freestyle, voglio, diteci di cosa dobbiamo parlare, Facciamo mentre tu cerchi il beat, loro ci propongono che un argomento. Un argomento, hanno ragione. Comunque mi chiedono di dove sono del Bangladesh, voglio. Ma perché ho visto vari commenti se vi scritto Marusta perché l'hai capito che c'è stai andando a casa sua. È una casa che si chiama casa con gli armadi e tutte cose. Ma guarda buono perché voglio guardare buono, forse mi sto impressionando, no? Ma stai a casa tua. È una casa, è proprio un armadio, proprio come italiano pure, non è manco cinese, è italiano. Aspetta, scusami, voglio leggere una cosa di Valentina Catanzaro che l'ha scritto un paio di volte. Allora, vi devo dare una notizia, lo devo fare per orgoglio. Scusatemi, Alessandro Siani a teatro con il principe abusivo ha totalizzato 62.000 presenze. Mi fa piacere. Non so perché. Contento, guarda, la mia vita ha un senso. Mo. Lei ci dice questa cosa perché è molto fans. Beh, no, ma è da apprezzare. Comunque, aspetta, mi hanno detto che dobbiamo parlare dei carciofi. I carciofi, maronna. Io non so se è un doppio senso. Prima si sente un beat, ca. Se non avessimo problemi con beat, facciamo a cappella. Cappella si sente? Si sente? E non poco, si può fare un po' più secondo me. Come già fa? Mettiamo senza la musica e facciamo freestyle. Senza la musica, mamma mia, mica la musica già good sense. Ha già con le che cazzo, aspetta un attimo. Ma non ti preoccupare, tanto qua ci sei. Amatoriale. Freestyle sui carciofi. Non sei mai visto? Una storia di vita. Ma no, quali carciofi? Si può parlare di carciofi? Comunque... Non può parlare di carciofi. Ne va parlare, frate. No, si può parlare, perché a parte che è un doppio senso, però pure di carciofi quelli che non sono un doppio senso, si può parlare perché a me veramente piacciono, che non fraintendete. Ma tratta questo argomento allora, frate. Ci sei? Sono buoni carciofi, mi fa pensare che mia moglie mi bocca una mano. Vado? Vai, ci sto, vai. Dimmi se senti. Oh, pure sottofondo, sottofoglio, Ma che sono un rullo di tamburi. Senti? Sì. Yes, frate, a me sossigere e faccio imbrogli, si parla del carciofoli, mi mangi sempre sottoglio, o veramente capace ma fuma sigarette con carciofoli sottoglio, ci sta un po' una cutaletta. Yes, siete chi suscita l'improvvisazione, e sta diretta faccio con Fabrizio Cerrone, e yes, frate, a me, o veramente, parliamo del carciofoli che è un argomento divertente. Oh, che carciofola! Che carciofola! Non sento beat quando parlo, però non vale. No. Quando parlo non sento beat. Ma vero? Troppo sì. Mamma e cacciofo. E faccio una lof. No, non sento il beat, La facciamo così, A cappella, fra allora. A cappella è una tarantella. A cappella è una tarantella, però è più bella. Ecco, beat tu volevi fare, ma se tu non senti. Peccato perché c'era messo un ritornello là sotto, c'era messo, perché era bello che lo facevi, tu facevi la parte che facevi, e cacciofalo, e cacciofalo. Così facciamo tutta una ciatata, capi? Allora, i carciofoli 5-3 euro, quanto stanno? Vai, c'è il carciofalo e carciofalo. Voglio altri argomenti, ma argomentare sta cosa. Carciofalo, perché non può dire eroe?
Poi io sono di Napoli, ma perché vado ingrippato? Ma abito a Napoli. Sono Anthony è di Napoli, italiano, napoletanissimo. Però è di Napoli, questo è garantito. Origini austro-ungariche, però. Non è un No. dettaglio. Un nome tiene Anthony con la H, però ci meno un nome, cioè Antonio, forse è un po' un nome d'arte, lo è Anthony, te l'hai messo tu o no? Sì, no, vabbè, a me mi chiamano Anthony quando sono nato. Comunque, allora Fabrizio, qua gli argomenti sono la ciaccara, poi parlate del periodo di San Valentino quando tutto quanto si snama, ma poi stanno chi nei corna, che sta è bella. L'anno passato è critica, allora, yes, vabbè, frate, a me ti faccio rap e siente lirica, parli San Valentino, che ormai è un argomento critico. Yes, ti piace questa strofa e metto mi piace, tutto quanto cashort perché sa buffano e bacia. E sei con me, con rap ipoto in forma, con le fidanzatine e poi stanno chi nei corn. Faccio sta roba con coro, frate, a me te l'assicuro, con le fidanzatine e tra di loro si mettono in culo. Allora, e fidanzatina e San Valentino, a me non so si... ormai non muore senza base, San Valentino, vieni qua yes, San Valentino 7 a febbraio, tu ti metti a ridere, non mi paro scardimaia, o veramente frate a me sta roba ti consola, c'è roba San Valentino ti portano un mazzo di fiore, o veramente frate a me a roba sono in nacchere, roba San Valentino poi ti parla la ciaccara, o veramente poi resta perplesso, tu mi parli ciaccara, invece chiamo fess. No, stasera non sto in forma alle rap. Non frate, a me sta roba mi appartiene, Fabrizio non sta in forma, invece non sto in vena. Oh, veramente, frate, a me manca un euro, ma niente carciofano quando stanno? 5-3 euro. No, non c'è partita, stasera te la do vinta proprio. Yes, frate, a me, ma cosa vuoi che sia? Il contrario di te la do, che cos'è? Me la dia. Melodia, no. Vabbè, se con beat hanno fatto con un beat sistemato, è bene più divertente. No, ma non mi caso, ma poi già tenevo pubblica la cosa, non mi piace così. L'applauso, no, vabbè, ma quando organizzeremo un raduno facciamo che li foto, che le cose proprio capì, potente. Parla del feto nei pullman, no? Che pure è bello. E che già faccio freestyle solo io, po'. Il feto sui pullman. Capì? Faccio freestyle solo io, po'. Ma tu lo puoi fare, vai, che cazzo, a me ne dimostri le tue doti. Vai, Cerro, che l'hai fatto pure con Raffaello Pazzo, tutti senza beat. Il problema sai qual è? Il problema sai qual è? Sapete qual è? Che c'è l'interferenza per la diretta, quindi capito, non chiama a tempo. È un po' innaturale. Chi stai bene? Aspetti, mo me leggo un momento e pare. Aspetta. Si pronto? Vai. Frate, a me siente chi suscita l'improvvisazione, un saluto forte a frate lì come passono, frate a me veramente sai che stiamo improvvisando, parliamo raffotammo che stare in tipo man, yes, so galeota e poi faccio l'MC, cuccerone che ho master l'MT, faccio che sta roba sai o faccio use stagne, cerrone re lo sparagna, yes. Frate a me con rap potavat, ma parlerà Nutella e paga pazzo, fa cioccolato, ma veramente frate a me, uscita improvvisata, zita buffe Coca-Cola, ti rispondo cacasata, yes frate a me, uscita improvvisata, ma parla cacasata perché sto tutto casato, yes frate a me, che sta troppo importante, casata e la raggiata io cesso, preferisco Fanta, yes, e non sono più drastica, non ti piace Fanta perché non è fantastica, e se con me frate a me, di chi dei commenti si può trovare una rima che è divertente, yes frate a me, veramente o fide scelli in pullman veramente sorprendente, yes frate a me postami improvvisando, Simone sei già hit, Anthony stai sclerando, yes frate a me veramente stai sclerando, con Magit già hit Dario parlo lo sparagno, yes frate a me veramente faccio più rispetto, cerro a me te ci aspettano a caserta. Yes. Leggevo questa cosa di caserta che siamo stati cazzi fa, ma che faremo? Yes, frate a me, che sta proprio importante, Simone mai te frate, ma mi fa venire il demutante, faccio sta roba e l'assicuro, se io ti voglio tanto bene, ma così mi fa mettere paura, e se con me, veramente, sento a traccia, se parla raffotamma, che si sente sotto i braccia, faccio questa roba e cantasse in coppa no palco, sento sta fotamma, buffata sul e poro talco, yes, frate a me, e stai scassando, frate a me,
mo stammi improvvisando, ho veramente non pago più fretta, stasera sto parlando e sto facendo sta diretta, frate a me sta roba veramente sta capo il barcol, Maria Oliva sento fritto in gol, ho veramente frate a me per il rap ci muoio, Maria Oliva è solo la figlia dell'olio, basta. Grande Anthony, guarda. Poi mo a fanculo a chi là che non conoscere, mo l'ho conosciuto Anthony Galeota, veramente grandissimo freestyler. Rappista, magari rappista. Grandissimo freestyler, voglio veramente ha dato un saggio della sua bravura con le rime che veramente non è facile. Io per esempio stasera oggi io non lo saggio fare, domani si vedrà. Anthony è Serie A, Anthony è Serie A e mi fa piacere che l'avete scoperto, anche se per me lo senti un'enciclopedia stasera? Mi senti un'enciclopedia, l'avete scoperto? No. Sono convinto che la maggioranza già ti conosceva, San Pariano. Comunque una cosa bella, sai qual è? Che poi fate che andare in un negozio di casca, no? I caschi giù da me. Sì. Vabbè, le battute che faccio io, come fanno le domande, dico non ci casco, vabbè, riso lì è una cagata. Devo fare invitare più in diretta, mi ha capito. Comunque, noi poi è capitato, no, a dire, ma tu sei ero compagno Fabrizio Cerrone che faceva i video con Raffaele Pazzi? Sì, ma come ti chiama? Marco? No. Cioè, ti mando proprio male, capito? Che magari la metropolitana, capita, no? Che a volte mi fermano, o si ricordano solo il cognome, o si ricordano solo il nome. Però fanno sempre da tramite, no? Ma tu sei compagno Fabrizio, sei compagno Raffaele, quindi comunque ci sta sempre sto fatto bello. A me mi chiamano Frank, figurati, cioè come posso sentire. No, vabbè. E poi un altro fatto fu bello quando uno mi ferma e dice fra complimenti per le canzoni, ti seguo da parecchio tempo, dice grazie, me l'aspetta che siano fatto bene, non sto dicendo una palla, disse come si chiama l'ultimo pezzo che hai fatto? E io diedi il titolo, tipo feci Maggio ci fa strato se pure passa, dicetti che no, quella là d'amore, dicetti non sei per me, no, io sto parlando che là che facessi con tipo con Raffaella, non ti scordare me, dicetti, ma io non ho mai fatto questa canzone, ma come tu non stai a Villa Cupido, dicetti, ma tu stai male, e mi piglia e vendono una melodi, dicetti, quindi a me la già rendo, cioè, capito? Ragazzi, a Villa Cupido, a Villa Cupido, a fa freestyle a Villa Cupido, ma io col boss delle cerimonie, wow, sto bello. Doni, di dove sei? Io buono sapere a tutti i costi. Ma giù abita a Napoli centrale, a 2 minuti dal McDonald's. Non sapeva che si casarci proprio vicino alla stazione. Ma anche io sapevo che abitava là, poi mamma mi ha ricordato che abitava a e quindi ci stavo vero. No, versi vicino alla stazione Garibaldi? Sì. Sono proprio a 2 minuti dalla stazione di Garibaldi. Sei proprio collegatissimo, quando è piena metropolitana, un treno, Sì. Ma è tutto collegato, cioè, dice la verità. Ma ti sei sempre stato di casa là, Sì. Vabbè, quando sono nato abitavo nella via Ferrara, cioè sempre vicino, e mo sono 22 anni che abito qua. Ma uno può dire, può pensare, si casa in stazione Garibaldi, ma c'è proprio nel clou della la Mazzam, ecco. Invece per esempio secondo me tu non ci fai caso, nel senso che stai pure bene là, o no? Ma oddio, ti sta un po' stretto il posto a un certo punto, perché comunque vivi dalla mattina alla sera. Simone Sergio ha detto Picciotti non sta accendo senegalese, ha detto no, mezzeniere. Infatti mi senti io straniero, capite com'è? Però là si spiega questa tua corrente, diciamo, questa un po' sfatto records, un po' le influenze varie delle varie nazionalità di Piazza Garibaldi hanno influito, Ma può essere, guarda, io volevo prendere le lezioni di senegalese, un po' di mandarino, perché qua tra cinesi e appunto persone di colore mi sento lo straniero, ti dico la verità. Se facendo lezioni cinesi pure può fare un rap più orientale, mi potessi trovare più a mio agio, sai, quando ha già dice che no, io penso che fanno già sti fatti, però dice che no, ci mettono un pizza in un ritornello straniero, ma a livello così, secondo me è bene, una bella fusione. Ha già fatto francese, si può fare in inglese, ma in cinese è ancora da provare. Mo sto provando musicalmente parlando, sto provando con la musica orientale, irlandese, però proprio a canzone, frate. Veramente no, sai che le canzoni come ti fa capire come si fa nella musica, ogni tanto piglia e mettono un ritornello senegalese, no? Qualcosa fatto in doppia lingua, però no che li canta tu. A parte la senegalese, la canto senegalese, a parte la napoletana, tipo una cosa alla Isha, tu mo si fatto brava, mezzo francese, però si può fare. Comunque qua stanno commentando un sacco, benvenuti a Televol. Allora, Mary Oliva,
Lui ti ha colpito ancora, Anthony, dobbiamo fare un duetto e non sono ironica, lo faremo. Fammi fare un attimo CD, per piacere. Maria Giovanna Russo, yes, fra Galeota sape improvvisare, invece c'ero tu lieve da Naz perché manco che le sai fa. E qua ci vuole una bella risposta. No, e qua è vero, ragazzi, purtroppo no, io non sono il re del rap su queste foto, ma nei foto no, stasera non mi è venuto. Capo, cioè, si può parlare, ma anche sa ci fa freestyle serio, cioè io mi diverto a dire così, il vero freestyle cioè, è tutt'altro. Però mi diverto a fare struzzato, perché... Non è vero, non è vero, sei molto capace, per carità, sei molto, poi ci stanno i mostri, ma cazzo, che sono mostri, ma tu comunque sei molto capace, non hai mai... Sei molto bravo, non te lo devo dire io. Ti ringrazio, mi emozioni. Simone Sergio Pocciotti che sta facendo Senegale si sta casi mezzenire. Poi Anthony ci cade una piccola parte di Se vuoi ripassa, va bene. Rosaria Ciotola, io sto sempre a Corso Umberto per l'università in Zoccacchieta a Chiappà. La mia ragazza va a studiare lì al Corso Umberto, quindi qualche volta sicuramente ci vedremo. Alessia, no, ti saluto a te, Cerro, buonasera. Sta pure il grande maestro che canta alla stazione col pianoforte. Ho fatto pure una sorta di freestyle là nella stazione, Cerro, troppo bello. Suonarono e mi mettete a fare freestyle bella e buona innanzi a tutto quanto. Veramente ne guardi che ce ne cacciare, però non fa niente. Cioè, capì? Mi fa capire. Ma che cazzo, non è che la stazione quando va a pigliare cioè va a pigliare mia moglie, poi con treno, mi viene stanno sempre sarapano malamente, fino a che Bello. Vennero pure su di 58, fu bello, però a un certo punto la polizia te ne fa andare perché non puoi cantare. Puoi suonare ma non puoi cantare, che stronzata. Cioè, come si fa un McDonald's, puoi bere ma non puoi mangiare. Ma che cazzo? Cioè, non... No, non sapevo questa cosa, vedere che non può cantare. Però capi, bella e buona, capi, per attacchi su guaglione su una tetta a fare freestyle, mamma mia, cosa che crea, bello veramente. Immagino. Perché il mondo fa, non voglio che si fa casino là, però i pega tutto quanto cantano, quando va là stanno sempre cantando. Una cosa bella che poi mi intromettete è che se metti vecchi che cantavano le canzoni classiche, cioè posso provare una cosa, su guaglione, cioè tu ne fa solo belle poi essere prata a me, e tutte vecchie così, e ci vuole solo un video, caro, non ha capato, credo. Ma organizzare un video chissà, cioè belle e buone, capi che cosa un flash mob. Un flash mob rap bello e buono, che cazzo veramente. Comunque, sì, se vuoi ripassa, che devo cantare? Il ritornello? Pensi di sì, no? Cioè, l'ho fatto io, l'ho scritto io, ma è cantato da Annalisa Romano, però fa così: difendo questo posto, una città che non riconosco, da chi ci guarda con disprezzo, ma perché? E non mi basta, siamo una popolazione che merita attenzione, vieni qui dalla tua opinione, sappi che Cerrone si incazza. Non fa così. Non so, se vuoi ripassa. Ci visto che hai fatto una faccia di cacciata a coccolo. No, se mi amma un attimo, la cosa mobile, ha fatto l'intrusione. Comunque, niente, su 92 dirette che hai fatto, quanto avevi contato, Cerro? 92 diretti, pensano poco, stiamo facendo... 40 ore, quando hanno su. Quante ore di diretta? Rosaria Ciotola che chiede quando è il CD. Ragazzi, se tutto va bene il 24 aprile. Mo sto facendo le stampe del mio primo CD che è ancora richiesto, non me l'aspettavo, e quando prima uscirà di nuovo. Infatti c'ero la già lavorato con il primo CD che facetta. Sì, il modicista, poi quando li ho venduti ringraziando a tutti quanti, perché poi ho fatto le spedizioni online a Roma, a Milano, a Torino, cioè ho venuto più fuori che qua. Mo devo fare altre 50 copie, faccio, perché poi sto lavorando al nuovo CD, non mi pare caso, fa troppe copie del primo. Quando uscirà il secondo, il 24 aprile, facciamo una cosa sistemata. Poi viene al comico. Fai 2 in 1, sai, col primo... col primo e il secondo in omaggio. Vabbè, tu che sconto, ma ti trovo buono, però finirà proprio per 3x2, vai. Ma che finiva veramente in mezzo via, Roppi, capi con me? Ma se anche stato per registrare, No, lo 3x2 si può sempre, ti faccio parlare un po' con la dirigenza dell'MD prima che si può fare. Oh, l'etichetta MD è buona. Etichetta MD sponsorizzata esclusivamente dall'MD, il CDMD, si può fare. Tutto non ha fatto così, penso che pure il campo musicale fra poco sotto sicuramente. Ma non si può fare una richiesta per fare una sigla per l'MD? La faccio. Ma chi lo so, bandiera e bici, un po' fanno cazzo. Al massimo mettere la musichetta da Chicco, giustamente, Ma non lo so. Lo fanno fare niente. Io nel frattempo leggo anche un champagne di Peppino Di Caprio, Anthony. Canzone quei pechegno. C'ero stanno fantasmi da te. Tiene un fantasma. Mia mamma che è passata, secondo me si è vista all'ombra.
Ah, questa è bella, questa è una domanda seria, Fabrizio. Vai. Ma Spav su CD? Ma io penso proprio, anzi no, sono sicuro che si paga, voglio, ma che cazzo mi fa un CD? Ragazzi, purtroppo si paga, ma semplicemente perché io non è che lo faccio gratuitamente. Il venderlo è semplicemente farmi ritornare quello che ho speso, niente di più. Ah, boh, ma tu qua stai andando alla live, io sono un corriere sparagno. Al massimo posso fare CD pizzuttato le stesse canzoni, ma è un regalo, cioè, capì? Ma faccio CD pizzotte stessi. Capì? Qui sei nella gabbia dei leoni, qua per esempio, qua un CD cattivo, per esempio, ma cattivo 2 volo pezzotterò e lo... Le fa però, appena ti porto il CD originale fa, la copia proprio se lo CD me le fa. È logico che faccio, scusa. Quanto sta, non lo so ancora quanto costerà, il primo costa 7 euro, questo qua penso intorno agli 8-10 euro, dipende un po', raga. Ah, boh, povero un golingo, voglio lo streaming, lo scaricano troppo qua. No, nei migliori MD, io che metti in scaffale l'MD umidity, sicuramente cagneranno pure no, ma... Faccio due pezzottielli in DACOC prodotti nell'MD in DACOC, verifichi quali prodotti acquistare, ve lo metto. Sento qua, c'era Domenico Laderosa o Iaderosa, casate ciocconat a solo €1 in più il CD di Anthony, bella promozione. Ma io Anthony Galeota, perché si decide solo Anthony mi pigliano per il nome melodico. Voglio bene. Bella proposta, valuteremo con l'azienda cosa fare. Comunque, state accorto, Anthony, che Puzzotto CD tu uscirà il 1 aprile, esci prima che gli esci me. Al prossimo raduno di Fabrizio portaci di, ma quando farai il raduno? Diego, Fabri? Non lo so, Anthony, non lo so perché ci stanno varie cose in mezzo, ma non ancora certe. Guarda, chi Lega Serte abbonato. Ma tu sai una cosa, sai, io dico sempre che i raduni a me piace farli in estate oppure in primavera perché sai, sono le belle giornate, è bello, no? Però se prima era vera, dopo è diventata falsa, eh? Sì, ancora si battuti, guarda, io veramente non ti inviterò più, sei simpatico, ti voglio bene, ma proprio questi battuti ti stanno facendo rischiare, ti stanno facendo rischiare di essere radiato dalle mie idee. No, sai, perché non sai che ci stanno, pare loro, che è meglio che non li faccio eccitare, perché sennò chi da cominciano a fare questi battutacci in coppa diretta, non si finisce più. Ma ricordo una volta partendo questi battuti scemi, non si finiva più, non si poteva gli annanzi, perché i commenti erano tutti con queste freddure, e quindi c'ho un po'... Scusa, ti interrompo e mi permetto di farlo? Solo perché stai dicendo 10 euro, ma ho moccato in coppa bancaria il PDR, è la stessa identica cosa che potevo dire io quando ero accattato il CD. Raga, vi giuro, dietro un CD, c'è un lavoro, una spesa di soldi che non potete immaginare, voglio. Credetemi, infatti io faccio poche copie per chi lo vuole comprare che ha piacere, ma io la copia fisica la faccio in primis per me. Poi chi ha saccato, chi non fa niente, cioè, tranquillo. No, voglio fare un discorso serio in coppa sul fatto, perché questo è un fatto che veramente, guarda, secondo me non ci sta una soluzione. In che senso? Allora, per esempio, ultimamente non so se hai visto il film dei The Pills, non so se li conosci. No, fra io le lamette solo uso, quindi non so. Corso si Dillo, fra, già fa che no, sti voglio si chiamano The Pills. PHILLS. Sì. XL. Non discuto. LLS XLM. Sì, voglio dire una cosa serve. Ci ho fatto però commesso, capi? Quindi ogni cosa. Allora, come sta si chiama The Pills, no? Fanno video su YouTube, su come si chiama? A Facebook, YouTube e roba. Ma hanno fatto un film, no? E mo hanno fatto un film. No, hanno fatto un film e io mi sono come dire, no, me la ci avremo al cinema perché che cazzo, io che faccio i video così, che faccio? Non vado poi a finanziare delle cose che a me mi piacciono, no? Che a me piacciono veramente. Che faccio? Giocare da 7-8 euro di cinema proprio a chi si qua. Che faccio? Con un film in streaming? No, ma la già avrò cinema. Tanto che ha certo ma la in streaming. Penso che casa allora dico, è una lotta proprio, guarda, no, come te fare? È difficile, però nonostante questo io penso che comunque i tuoi CD, cioè se tweet che l'hai venduto, quindi ma io penso che a me Fabio è stato proprio strano perché io a finale ho fatto un CD fisico di canzoni che già stavano su YouTube. Per una cosa era mia, cioè ti voglio provare a fare la copia fisica, ma proprio mo te ne io, capi? È come se tu fai una cosa per te. Ma te la fotografia è una uovo nell'ora che si volevano accattare e non me l'aspettavo.
Cioè, si hanno accattato un CD ovviamente rilavorato, rimasterizzato, con le foto e tutto sistemato, di canzoni che già stavano su YouTube, tranne un paio. E se l'hanno cioè, io sono rimasto senza parole, perché comunque dici, già tengo un coppa YouTube, ma come cazzo a fa? Se l'hanno accattata. Questa cosa a me mi ha proprio riempito di gioia, gridono. Perché? Perché secondo me, no, guarda, forse mi sbaglio, ma secondo me è così. Perché uno sa che regà dice, ma uno che cazzo, cioè, Anthony Caleote fa i video un po' qua, sta sempre qua, ci fa una rasata, oppure non lo so, ci fa sentire una canzone, come un guaglione così, no, così come lo vedi. Ma se uno per esempio una volta all'anno, una volta ogni giorno fanno facciamo il CD, fanno cazzo, è come sia, ma sente proprio che la ricerca, ma proprio perché come no perché sono in debito, però capite, dico, ma su me cioè, è il minimo che io Che possa poi fare. credimi, non è neanche una fonte di guadagno, è solo per coprire le spese, te lo giuro. Cioè, te lo posso No, garantire. ma tu ci puoi pure guadagnare. Io dico che secondo me uno lo fa perché proprio vuole contribuire perché persone fanno una cagata, ma quelle vogliono contribuire, anche io voglio contribuire, nonostante mai visto film in streaming, ma magari ci gli sta da 7-8 euro, ma non si guagliano proprio a dire come gesto simbolico, ma può essere come un cabricino, ma perché mi è dispiaciuto. Ma com'è stato bello il film? Io che se ne ho già capito, l'hai visto? Oddio, non è stato il massimo, però è stato anche un comunque infatti il rosato, quindi Vabbè, tu dici, cioè, il fatto di essere rispecchiato che hanno cominciato a fare così, a fare un film è da apprezzare, a dire, wow, e che fai? Proprio, cioè, come si pelle buone, facciamo come se fosse giaccalo, no? Fanno un film, tu vai cioè, a te fa piacere, perché pure se non è che i songhi giaccalo tu siete. No, però ti tu, rispecchi, hanno cominciato come faccio pure io, ed è bello vederli crescere a questi livelli, sì, sì, sì. condivido con te. Purtroppo non tutti capiscono questo. No, ma anch'io, per questo voglio dire, ognuno di noi è diviso in due persone, perché qua da un lato io ti dico questo, all'altro lato mi spagna 7 euro perché sono 10 sparagnoni, quindi voglio dire, è una lotta, diciamo, interiore, difficile, quindi perciò io capisco tutto, capisco che a uno per esempio veramente si può vedere un filmissimo, o si può masterizzare un CD, nel tuo Ma caso. guarda, io mo ti spiego perché poi mi stanno anche facendo le domande. A parte che mi dicono Galeo, impara a sparagnare queste freddure, sparagnatele, grazie. I dischetti da PlayStation. No, aspetta, ho letto un commento che mi interessava. Quanto costa fare un CD? Quello che costa assai è fare una registrazione in una sala buona. Aspetta, quello che costa assai è registrare in una sala di registrazione buona. Allora, questa è una bella domanda perché può darsi che può interessare. Oh, queste sono proprio cultura. Quanto costa fare un CD? Fare un CD può costare anche pochissimo. Ci sta un sacco di meccanismi. Chi fa rap, no? Mo te spiego pure a te, Cero. Chi fa Sì, sto rap, seguendo con attenzione perché mi interessa anche. chi fa rap e utilizza il beat ha bisogno di una sola persona che al computer si mette, ti schiatta tutte quelle che ha da fare sistemate, te lo sistema e ti ha fatto beat. Tieni presente che ogni beatmaker, quindi persona che produce beat, dai più grandi ai più scarsi, così hanno il loro budget, si possono pigliare 50 euro 1 bit, 50 euro 10 bit, questo sta a seconda della persona, a seconda della bravura, quindi ci stanno tantissime persone che lavorano e fanno proprio questo. Ok? Sì. Quindi, gesto oggettivo, ti devi trovare una persona che a te piace, che comunque ti faccia un lavoro come vuole e poi che sia abbastanza fattibile economicamente. C'è anche addirittura chi se lo produce proprio da solo, cioè chi è in grado di prodursi le basi e di registrarci sopra, quindi il CD gli costa niente. Ma non è tanto questo, perché hai visto che ha già voluto fare cosa sistemata e in alcuni casi io ho registrato non le basi a computer, ma proprio con i musicisti, quindi proprio batterista, chitarrista, sassofonista. Là, però sono spese eccessive, perché se tu vuoi fare un CD come la Laura Pausini o qualsiasi cantante, pure Ennio Melodici per esempio, che là ogni traccia è suonata da musicisti, là parti comunque da prezzi esagerati, perché c'è pure addirittura chi ti scrive testi. Invece io facendo i miei testi già risparmio, i beat a computer già risparmio, ma se no si parlerebbe anche di 15-20 mila euro. Ma non è nemmeno questo. Dopo che tu ti costruisci tutta la struttura dei beat, lavori per i testi che ti scrivi tu e già il risparmio, giustamente, perché dici tu ti scrivi, lavori per i ritornelli, la spesa per chi vuole fare la cosa sistemata è punto primo l'iscrizione alla SIAE, che ho fatto 2 anni fa e mi è costato 300 euro. L'iscrizione alla SIAE non ha spiato mai niente, fino a mo', poco e niente. Quello che costa è dopo la registrazione di tutte le tracce in sala, che costano tanto poco, ma se si va a fare un CD costo, perché comunque parliamo di una canzone, ma parliamo almeno di 12-13.
la masterizzazione, tutte le cose sistemate. Dopodiché devi andare dalla persona che ti fa il CD, ti aggiusta la qualità, devi farti il book fotografico se vuoi fare il CD sistemato. Quindi al di solito book fotografiche, i pan, tutte cose, descrizione a là. Poi fatti fare tutte le copie nelle custodie CD. I CD si devono sentire bene, il bollino, il coso della SIAE, una spesa esagerata per un CD. Ne fa almeno 100-200, vedo quanta sorte sono. Per una cosa fatta per farti capire, e non ne parliamo perché poi esce la canzone, no? Hai fatto CD, che fai? 1 o 2 pezzi non li fai uscire su YouTube con un video, di sorte. Devi fare il video, devi presentare una cosa qualità, devi scrivere i tuoi pezzi alla SIAE, quindi ci sta un lavoro dietro che qualcuno che giustamente non sa fare da una canzone di 3 minuti, ci sta tanto lavoro, ed è per questo che quando Rob Cage faticato per 12 tracce fatte col cuore, perché attenzione, a me dice no, perché io faccio perché mi piace e voglio spendere questi soldi perché fatica, si tengo sfizio e spendere una 50 euro per fare una cosa, voglio fare per me, però ad essere qualità. Se poi propongo il mio lavoro agli altri che ha un costo minimo, non ci sta niente da stupire, perché la 10 euro per CD a me è solo l'1% di tutte le spese che ci sono state. Detto ciò, amen. E di fare le bancarelle. Detto ciò, no, facite fruttaiolo sparagnato giù. No, ma comunque è vero, tutto quello che hai detto è vero, perché poi c'è sta veramente, no, ma sono cose che uno più o meno, cioè, è la stessa cosa, no? Tu, scusa che ti interrompo, è la stessa cosa, tu comunque fai dei bei video sistemati, è una persona che comunque amica tua che ti aiuta, cioè ti viene incontro a fare queste cose. Si sta chiamando una persona che può fare a te ogni video ti gustasse, e pensa che ci sta un attimo, ma come faccio? È la stessa cosa, identica. Penso che non facesse proprio. Cioè, sono sciocchezze, però credimi che purtroppo per fare cose sistemate a parlare con gente che è brava a farlo, perché le cose arronzate poi abbiamo fatto qua, però no, che cosa non fa buono. No, è vero, perché poi comunque ci sono 1000 sfaccettature, perché ovviamente dipende da come fai, come hai detto tu, ovviamente ci sono 1000 modi di farle, quindi si fa buono, se purtroppo costano. Purtroppo costano, però penso che io penso che così se no offendi la musica. Cioè parlo musica come anche quello che fai tu, che sono cose comiche. Si fai una cosa giusto per fa, c'è sta che fai un video con telefonino, però se fai una parodia, fai sistemata, che si sente buono, con video è buono. È bello proprio per te stessi, cioè bella, è proprio sistemata. Sì, no, è un po' anche la dietro una parodia che fai tu c'è un lavoro incredibile che magari nessuno va a immaginare. Sì, no, vabbè, ma lo si immagina, nel senso che poi, cioè, essere nei 10 anni, allora non lo capisce, ed è ovvio, un guaglione di 10 anni non lo può capire, ma invece basta vedere un attimo pochi tanti, cioè, si capisce che dietro c'è un grande lavoro. Per la musica la faccio lo cazzo, perché tu giustamente vuoi che esce quel suono, vuoi che esce quella... si sente buono, si sente rindano in pianta. Mi ha appena contattato Galigno, il produttore. Galeo, ti saluta il tuo beatmaker prima che ti picchio. Lui è il produttore del mio CD a 16 anni, Fabri. Te lo giuro, è un mostro. Mario. È un mostro. Fabri è grande, è troppo bravo su Guaglione. È bravo. Mo stai dicendo perché da Foscondo, no? Cioè, ma è evidente. Vabbè, su quello non ci più. No, è bravo. Capo qua stanno scrivendo certe cose assurde. Vabbè, voglio non fate dischi perché si spende e qui non si sparagna. Questo va contro io che insegno. Vabbè, non fate il CD perché non si sparagna, va contro la tua teoria. Capito? È come se io ti sto dissando. Comunque, mi rendo conto che veramente questa stessa macina di discorsi sono paradossali come io credo che vanno ovviamente ragazzi, io scherzavo, non farò mai un CD perché non ho intenzione di spendere un euro, no. Quindi canterò solamente con video sui cellulari e si mi fa piacere aver scaricato video. Ok, no, ma io 3G mi porto wifi così spendete anche 3G. Io mi scuso con tutti quelli che stanno guardando la diretta, che si belle e buone si collegano e che si sta parlando di queste cifre che da noi non ci siamo mai permessi di meno segnale è rimasto intatto perché non ci può credere, visto non è caduta linea perché non ci può pensare, dicevo fare una cosa diversa che sta succedendo solitamente sta linea, no? Invece la diretta è rimasto fermo così. La ricetta è un po' di tempo che ha tutti i problemi tecnici che mi ricordo all'inizio ci siano sempre, eppure una volta quando c'è la diretta i due e la fella che andiamo cazzo 3 euro ma poi ci mettere ma si paga anche comunque la diretta è diventato poco pure a me, certo.
La diretta è diventata un poco anche mia, perché qua stanno chiedendo, ma si paga anche alla SIAE in porzione al CD che richiedi per la vendita? No, la SIAE si paga per l'iscrizione e basta, e ti fanno una mazziata tutta assieme. Che poi ovviamente dopo 2 mesi che mi sono iscritto è uscita la regola che se avevi meno di 21 anni non pagavi. Ovviamente io l'ho saputo 2 mesi prima e meno male. Capo, tu ti metti con l'impegno a fare un dischetto tipo con il beatbox che viene a fare 10 euro, ti fanno sempre copia pozzettata cinese che si blocca sempre e fa un beatbox sulle a 3,50 euro. Non ho capito, però sono d'accordo, Maria Gio. Parole dure, parole dure. Eh sì, pesanti che quasi mi rattristano. Mi saluti, mi chiamo Matteo Iazzetta, non so se a te, Fabri. Qua stanno iniziando con i saluti, ti prego, mi saluti, magnata, felli, carne canzalata. Questi sono argomenti toccanti, capito? No, vabbè, ma chi ogni tanto si parla anche di cibo, dico. Comunque sì, lo saluto a Matteo, lo saluto, no, e vabbè, voglio dire che fra una decina di minuti chiudiamo, no? Diciamo quello che sono fatti l'11. Volevo solo sapere se tu avevi qualche news in progetto, visto che oggi parlato solo di storia. No, ma a me mi ha fatto molto piacere, anzi, a me... Grazie, figurate. A parte che mi fa a me che parla sempre come un treno quando faccio il diretta, invece mi sono goduto e ho ascoltato te che veramente è sempre un grande piacere ascoltare. Grazie Fabri, grazie. Ascoltarti te, ascoltarti a te, sì, è logico. Ascoltarti a te perché ogni tanto è più migliore così, sì. Sì, ogni tanto voglio far capire che sono sempre collegato alla mia casa carutaggine che non si no, vabbè, ma pure io, su prima casa caruta e poi Anthony. No, però tu hai fatto un discorso molto interessante, sai perché secondo me oggigiorno sa che guaglione che comunque poi vuoi sicuramente per la moda che comunque fatto un rap che comunque è ancora di moda, sì. Allora, però anche per passione a me mi fa è interessante perché comunque poi chi veramente poi ha questa passione va avanti, no? Quindi alla fine sai quando vogliono volessero sapere queste cose, infatti se fosse a te fare pure qualche tipo di video allo spiego queste cose che secondo me è interessante. Certo, ma io ho parecchie persone che mi contattano perché allora io lo devo dire perché poi Fabri ci sta pure, si vuole fare musica e a caccia i soldi, cioè se la vuoi fare sistemata, sì, se vuoi fare musica sistemata cioè comunque richiede i soldi che richiede. Ovviamente uno fa i sacrifici, invece si accatta ripare scarpe, se ne accatta uno e fa una cosa, cioè ognuno è fatto in un modo, si può fare per forza perché lo vuoi fare, però ferro non sa, sono delle idee che non fai proprio, questa è la mia concezione, non è che chi è chi non è che non puzzate fa, mi sono prima, non è nel senso che non è che chi non fatica proprio non può fare la musica la possono fare tutti, purtroppo però c'è la richiesta che per fare cose più sistemate purtroppo si paga, è la triste realtà. Sì, certi tipi di cose no, però vabbè, non potremmo manco dire che per esempio se uno quando fa una canzone, c'ha un testo e magari non ha la possibilità perché non lo sa fare, un beat, un cazzo, ecco, allora per esempio non è da escludere che tu, che hit tu, oppure se lo divulghi, lo dici, ecco, allora c'è sta Mario Nastica, che 16 anni e sa per fare il beat, hai tengo un test ma da morire Roberto Carlin su 50 anni che tengo in duce, che mo magari mi incontro con Mario Nassi e magari esce una cosa bravo, ma quello così è iniziato in realtà pure a me. È bravo, non è che uno ha da fare forse un CD o a Sanremo ha da fare una canzone che si da sentire buona, cioè all'inizio si comincia come da ci fa capire in maniera per prova con te stesso, per divertimento, per dire prima com'è, hai fatto una canzone, proviamo. Uno non deve dico, uno non deve sempre comunque perché qua oggigiorno con questa possibilità di internet è anche buono che un po' tutti ci possono dire non ci devono provare per fare chissà che cosa, poi per carità, però comunque possono mettersi in gioco nel senso di proprio di giocare ma pensa che io al momento sto producendo il mio CD online tramite Skype collegato con lui, io non l'ho mai vista a Maria da vicino, mi sta producendo CD, tante cose, cioè con internet puoi fare tantissime cose. E ciò dico, ciò è il hit è veramente... Magari posso fare un vlog al riguardo. Perché no? Guarda, ma secondo me è interessante. Sì, ma è molto interessante perché a me che uno che fa e comunque ti ho ascoltato perché comunque certe cose non le sapevo e ero curioso, no? Figuriamoci chi invece guaglione che oggi belle e buone magari sono troppo giovani e non sanno proprio come si fa a cominciare qualsiasi, ma è che a te ti seguono sicuramente, allora vedono fatti chi e dicono hai capito? È bello veramente, è bello.
può essere Vabbè, una buona... invece parliamo di te un attimo, sapere tu che progetti hai, ok, sono curioso. No, ma io, sai, sono molto, diciamo, no, in realtà non ne ho di progetti, cioè sto facendo una cosa, ma non so cazzo la fa una parodia, perché in realtà è una parodia che parla dell'inverno, ma purtroppo questo inverno non sta avvenendo e quindi siamo un po' fermi sulla... È a Roccarazza si ti serve a neve, allora. No, a me mi serve a mi serve un po' di pioggia, ma purtroppo qua in sono 2 mesi, aiuto tre bote, una cosa mai vista, vabbè, è proprio perché l'ho fatto, volevo fare sta cosa, il cielo si è messo d'accordo, Gesù Cristo, di non so chi c'è, hai detto, non facciamo piovere perché io c'è ora da fare sta cosa, e già ci mi fa, non so, si è messo un po' Certo. contro di me. Ho capito, ho capito. Poi tieni presente che stiamo facendo una cosa assieme, noi stiamo dicendo qualcosa prima o poi la faremo, non esiste. E a me mi fa molto piacere quando tu mi dici questa cosa, perché pure a me mi piacerebbe fare una cosa diversa, ecco, però mannaggia la puttana, ma io sono sicuro che però verrà. Per esempio ti faccio un esempio, no? Perché ma per darti proprio questa idea, vabbè, non ti faccio un nome chi perché non lo posso fare, però per esempio un guaglione che mi dice sempre a me, ma fanno video insieme, e dicevo sì, come dicevo a te, perché lo stimo, è una persona che voglio bene come voglio bene a te e ti stimo come ragazzo, allora Grazie. dicevo, addio, voglio fare, però non so se cioè, potremmo fare, non lo so, ma sono certo che un giorno verrà, e gli dicevo questa cosa come ti dico sempre a te. Oh, un giorno mi è venuto l'idea, poi la sta c'è città in auto fa, no? Però comunque voglio Da dire, mio pallino che c'è sta. però è anche vero che se uno poi, diciamo la verità, se uno poi magari passasse del tempo insieme, quello non passiamo tempo insieme, altrimenti magari ci verrebbero anche delle idee. Possono venire più connessioni. Idea al momento, ma è così in realtà. Questo no, questo è molto vero, però non si esclude il colpo che belle buone ci aspetta, che ci caendo nei caleo. Da macchina e non è capace, sì, perché a me per esempio io vivo di queste cose, nel senso che io vivo proprio di colpi che belle come una cavallo, cioè mi piace proprio stesso e mi piace quando mi viene perché dico, vedi, è nata così senza sforzarmi, che a volte per esempio uno può fare pure certe cose un po' più sforzatelle perché magari va bene a qualcuno, magari a così, e poi non gli vengono bene. Allora invece secondo me quelle cose genuine che nascono dalla naturalezza sono più belle e riescono di più, vengono pure più apprezzate. Infatti. Comunque, altre domande qua dicono come si può andare a tempo, sai, le solite cose, no? Come, perché qua Sonico Channel dice, domanda per Anthony, come può un giovane rapper imparare ad andare a tempo? Tu che sei in sto campo, da molto forse riesci a dare un consiglio. Ma guarda, Sonico, come ti chiami, non lo so, io ho iniziato a suonare la batteria, secondo me il ritmo è una cosa che c'è dentro, cioè si nasce con la consapevolezza della musica e del ritmo. Poi pure soggettivo, l'andare a tempo secondo me è una cosa che ti nasce di natura. E poi c'è il famoso flow. Hai mai sentito parlare di flow? Cerro? Il flow, il flusso. Il flow sarebbe il flusso, cioè il modo in cui tu scandisci le parole e vai a tempo, cioè che il modo in cui tu sposi le parole nella musica, capito? Per esempio tu quando fai freestyle fai per esempio è un tuo modo di fare, però vai a tempo, quello è il flow, il tuo flow è quello, capito? Tempo, il modo in cui tu gestisci le tue parole nel tempo della musica. Poi è una questione di orecchio, cioè non è che si nasce con, cioè non è che si impara ad andare a tempo, è una cosa che fondamentalmente impari all'inizio perché prendi pratica. Però che barba che tengo. Comunque non c'è niente. No, c'è una cosa che col tempo si impara, poi c'è chi ce l'ha dentro e chi non ce l'ha. Io ho cominciato suonando la batteria, quindi se non gli va a tempo era meglio che ma prendeva solica, quindi mi ha agevolato questo. Però poi addirittura c'è chi magari non è proprio portato e là non ne può dire niente, perché purtroppo è una cosa che o hai. Chi non è portato proprio e chi non deve le cose non si cimenta proprio. Uno si cimenta perché magari vede che tiene un ritmo, vede che tiene una cosa e da lì nasce il fatto che si inizia a cimentare in questo. Perciò dico, queste cose che dici tu sono molto interessanti. Ma non sapevo che ero un po' imparato qui. Cioè lo sento sempre perché poi senti poi sai, capita i rap parlano e si fatto flow cazzi in bocca, no? Non capiscono qua. Però vedi, poi stasera mi ha illuminato con questo. No, e ti ho detto, a parte che qua dicono se sono gay, no, non sono gay, va bene. No, non so perché non sono gay, sono fidanzato. Sto facendo anche un pezzo contro l'omofobia. Sì, proprio non mi parlavo. Ma parlando di questo. Mi trovo in Google. E parlando sempre del CD, sempre Maria Giovanna dice: comunque ho detto, se uno si impegna a fare un CD e poi ti ha fatto comunque la copia puzzottata cinese che sta poco meno di 50 centesimi da una parte, non ne vale la pena, insomma. Ma fondamentalmente io faccio il CD perché io ho bisogno proprio per me stesso della copia fisica.
Poi chi lo vuole lo compra, chi non lo vuole, cioè per me è già una vittoria che ho fisicamente il mio lavoro, capì? Ah, già fa pubblicità e repende, fra, mi sento troppo uno sponsor ufficiale. Riga carica, stasera riga particolarmente carico, mi fa piacere che Yes. stai proprio... Vabbè, ti ricordo che vengo da un brutto periodo, quindi mi sto ripigliando. Ti ricordo No, quando parlai? ah, ecco, sì, sì, questo me lo dicessi. Vabbè, non pensavo, no, io che comunque No, come se... sto scendendo da una brutta cosa. Quindi ah, piano piano. questo mi dispiace, però sacci pure che dalle brutte cose poi escono i fiori, vedi, esce l'ispirazione, magari ti Sì, escono sì. due o tre canzoni fatto bene, quindi non è mai... Esce cocca Marroid, dipende. vabbè, Quello sempre. non hai Comunque, perso il tuo spirito dell'umorismo, questo è l'importante, no, ma non esiste proprio, assolutamente. questo è Capito? l'importante. Comunque, è stato bello sta diretta che è durata un anno e mezzo, eh? No, 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 ma tu sappi che per esempio mo i dirette stanno durando sempre su un paio di orette quasi, più o meno, perché comunque sto facendo questa nuova cosa, che nel senso che assungo io la prima mezz'ora per non perdere la diretta che comunque è sempre stata così, però dopo c'è sta sempre qualcuno come questa sera tu, si fa anche altro, perché poi è bello pure, perché se no io non posso dire sempre sì, sì, quindi invece c'è sta qualcuno che mette la sua, mette la sua... E tu stasera lo hai fatto in maniera veramente brillante. Grazie, Non... grazie. Comunque, hai tu produttore mica, hai a finale mi so o produttore mi sento, cioè, beh, è paradossale. Vabbè, certo, chi si sta artigiano con CD, eccetera, eccetera, quando si accatta sempre il biscotto Ramolino bianco invece l'MD, falso, perché sono il primo esponente degli MD insieme a te. Appena è cominciato già a dare frate, cioè, penso. Quindi MD, Anthony, locale, una casa caruta, number one. no, Anthony mi ha pure mandato qualche foto che proprio prova il fatto che lui spenda all'MD. Se volete qualche foto va a cercare in chat, perché sicuramente No, non ma la... mo, te lo giuro, mo lo metto per iscritto, farò una diretta appena vado all'MD, lo giuro. Farò una diretta e ti taggo. Capì Fabri? No, ma io ti credo, io... non è che... No, per parte non sentivo bene, un po' robotico, però mi di avere sicurezza, ma credo che... Oh, segnale, saranno pochi fastidi. Ah, boh, tanto mo siamo nel finale delle chiamate, però vabbè, meno male che mi fanno... Comunque, vabbè, Anthony mi ha fatto veramente piacere. Io mo che fa il mio solito caffè dopo la diretta mi hanno fatto che parlo sempre, però stasera già ho voglia del caffè, però stasera veramente mi fa piacere che hai parlato più tu, hai Ti parlato più ringrazio. e quindi mi hai dato una mano a fare questa puntata. Niente, No, ti voglio... ringrazio pure a te per avermi invitato, ovviamente. Ringrazio no, non è- tutte le persone che stanno commentando qua, è bello veramente sto fatto. È una bella cosa, anche perché era parecchio tempo che non ci vedevo, insomma, quindi ti ringrazio io per avermi invitato, capito? no, no, per me è un piacere già tu l'hai invitato tempo fa, ma non ci riuscivamo. Ti Vabbè, comunque ci ringrazio. vedremo a presto perché organizziamo quella cosa di casette che tanto oramai l'inverno non c'è più, quindi magari la potessimo pure fare, non è che è molto lontano, cioè la No, potessimo no, pure fare. ma sì, mi piace come idea, ma solo da mettere in pratica, capito? Io mo c'ho una Anche se scommessa con te, mo la metto su Facebook, la prossima mia diretta su Facebook la farò all'MD, se no dice una canzone di parole, capito? sì, no, pure a me, pure a me mi dice falla all'MD, è una cosa che farò e quindi mi aspetto anche che tu la farai all'MD per provare, ma Eh io sì, perché avendo la pagina verificata col cellulare mi è proprio pratico, subito faccio, capito? Lo farò, bello, quindi video, va passa così in video molto, è infatti bello. ma già rosicare un po' a Periscope per diretta non può Eh, però non fa niente. lo farò e ti taggerò, l'ho già promesso, ti stringo la mano online, Ti aspetto, ti capito? aspetto. Vabbè, Fabri, allora ti lascio invece di via camomilla ti piglio caffè, non so perché, comunque Sì, l'accetto. no, mai sempre, pure prima mi a cuccare più caffè, un fatto mio personale, proprio. Ah, già capito? Va bene, è come se quando stai agitato, sì, ti piglio caffè, e quando stai calmo ti piglia camomilla, detto il contrario. No, ma a me il caffè mi fa niente di più, non c'è proprio quella cosa, sai, di eccitare, no, a me mi fa cuccare, mi va a cuccare. Ah, già capito? È una cosa abitudinale, vabbè, ma pure per me, è una stronzata al finale. Vabbè, Fabri, ti lascio, insomma, ai tuoi ultimi minuti, visto che sta E diretta. io poi, chiudi tu, io saluto gli altri e me ne vado. Questo Grazie a è... tutti, ovviamente, ci vedremo a Sanremo. Il 2017. Speriamo, speriamo, Spaziale, sto speriamo. scherzando. Capi E perché? Fabri? Un po' metà sì. Che non si può mai Sanremo. Perché no? Ma può essere solo un titolo. Non si può mai Sanremo. Vabbè, che sa. Sicuramente ci vedremo, poi ci vedremo, sicuramente poi con questo tuo CD che là ci vedremo sicuramente, nel senso che
Anzi, fossi in te, poi non lo so, mo tu le cosa aggiungo, voglio Vai. Ma io penso che già l'hai pensato, l'avrei pure già fatto. Perché non fai tipo lo presenti in un posto, per esempio? No, una Io cosa l'ho fatto più... l'anno scorso, il mio primo Ah, ok, CD ok. al mio primo raduno. Ah, ok, ok. Fu bello, però E ovviamente penso lo farei pure mo'. tieni presente che la vendita più così, perché non puoi vendere i CD clandestinamente in mezzo alla strada, però riuscì a fare così da mia mamma che faceva da venditrice, insomma. No, io ho pensato a un sacco di cose, Fabio, tante, però mo non voglio affrettarmi, ma voglio fare le cose con calma, capito? Vabbè, mo giustamente stai facendo il Perché cancelletto. credimi, è come se tu stai costruendo una casa e già pensi a come arredarla. Finiamo E prima di poco dopo. costruirla, capito? Perché sennò non mi piace. Io già la data comunque ho l'ansia di non farcela a tempo. Voglio fare le cose sistemate piano piano e poi spero nel supporto anche vostro che insomma mi diate una mano perché poi mi viene proprio spontaneo far girare questa cosa quando più possibile per una cosa personale, capito? Ok, E ok. poi No, chi no, lo sa. vai, non ti preoccupare, vai, non ti preoccupare. È una cosa mia che mi era venuta, No, ma... ma possiamo organizzarlo, un raduno proprio per sponsorizzare questo mio CD, magari presentarlo come in un live. Io ho pensato a tante cose, tante, però è meglio ora solo pensare, poi vediamo se si Scrivere, possono fare. scrivere, scrivere. No, già le ho pensate, a teatro, a presentare una cosa a teatro, sai, è una cosa bella. Vediamo, chi lo sa. Vabbè, piano Sono piano, bello fatto, sono bello fatto. Capì? non ti preoccupare, ci riuscirai, basta Speriamo, volerlo. speriamo, speriamo, Fabio. E niente, ti lascio Mando un bacione, allora. Anthony. Grazie Fabio, buona serata a tutti. Guagliù, seguite sempre a Cerrone che è un mostro, lo stimo. Voglio bene. Ciao Fabio, grazie. Dai, Anthony. Ciao, fra Buonasera a te, poco. grazie a te, grazie a Ciao a te. tutti, guagliù, buonasera. Il grande Anthony, voglio, il grande Anthony Caleota, Mi ha fatto veramente piacere questa serie fa diretto con lui, perché non voglio proprio bravo, bravo, mi ha sempre fatto una bella impressione, ma sempre quando la ci sta vicino, quando lo sento ogni tanto a così pure un po' a Facebook, e quindi mi ha fatto veramente piacere che stasera è stato qua con noi. Spero pure a voi, mi ha fatto piacere, ma ne sono sicuro. E voglio niente, ci lasciamo, magari a fu caffè, come ho detto poc'anzi, e niente, ci sentiamo lunedì, martedì, sempre non si sa, perché sempre che stanno facendo questi film, che uno se è vero, che all'anime chi devi Fast and Furious, poi non vi ho raccontato che non mi è piaciuto manco assai su Fast and Furious 6, vabbè comunque ma la gista è andata come è andata. Oggi ci sentiamo lunedì o martedì appunto, vi saluto, voglio bene, saluto sempre dopo come si dice, chi si vede la diretta dopo, che veramente su fra me, e niente, voglio vi saluto, mi mando un bacio e buona serata, ciao ciao.